Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per la numerosa presenza, siamo molto orgogliosi di questo risultato come Camera di Commercio di Vicenza e come sistema camerale. Io sono Marchetto Michele, sono dirigente che in Camera di Commercio si occupa di registro imprese, sono conservatore e mi occupo anche di SUAP. Abbiamo avuto questa possibilità appunto con la convenzione che è stata stipulata tra Union Camere Veneto e la Regione del Veneto per finanziare questi corsi che, vista la numerosa presenza non solo di oggi ma anche delle altre diciamo, riunioni che abbiamo avuto, seminari che abbiamo avuto nelle altre città del Veneto e che si chiuderà con l'ultimo incontro di Padova del 31, mi pare, sì. Ecco, abbiamo visto anche una numerosa partecipazione anche in streaming e la bellezza è anche che poi renderemo, ed sono già rese online le precedenti diciamo, seminari, sono già online sul sito di Union Camera, è possibile anche rivedersi questi seminari. A fianco a me c'è il professor Francanzani che a suo fianco ha l'avvocato Paglia, che non c'è scritto purtroppo il nome, ma ecco, l'avvocato ve lo presento, insomma, ecco. E quindi intanto vi ringrazio, do la parola a Maurizio De Lucchi di Union Camere per un saluto. Grazie. Allora, Union Camere del Veneto è l'associazione delle 5 Camere di Commercio del Veneto e nell'agosto 2017 ha sottoscritto con la Regione un protocollo d'intesa per il potenziamento dell'operatività della rete degli sportelli unici attività produttive in Veneto al fine della riduzione dei tempi e della semplificazione e standardizzazione degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa. Il protocollo ha 5 modalità di attuazione, una delle quali riguarda appunto iniziative di monitoraggio, informazione, promozione e formazione relative agli sportelli unici. Ed ecco che allora queste giornate rientrano negli obiettivi del protocollo. In particolare, sempre nell'agosto scorso, la Regione ha approvato con una delibera uno schema di convenzione con cui sottoscriveva con Union Camere del Veneto il cofinanziamento alla realizzazione di questi seminari per favorire l'utilizzo da parte delle PMI, dei professionisti, degli enti locali ed associazioni di categoria degli strumenti e dei servizi informativi digitali messi a disposizione dalle Camere di Commercio per semplificare e migliorare i rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, nonché per accrescere la competitività dei territori. Come nella locandina che ormai conoscete, questa, oltre a questi 5 appuntamenti riguardanti il SUAP, le Camere di Union Camere e le Camere di Commercio stanno organizzando 6 appuntamenti sulle identità digitali, in particolare per far conoscere i loro strumenti, lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi e il cassetto digitale per l'imprenditore. Sono appuntamenti che si tengono presso le Camere di Commercio nelle date che sono riportate nella locandina. La partecipazione a questi seminari è gratuita e gli eventi sono trasmessi anche tramite streaming e sono a disposizione degli utenti anche per essere visti, seguiti in differita. Vi ringrazio e torno la parola al dottor Marchetto. Sì, allora io adesso passo subito la parola al professor Francanzani, però come vedete volevo dirvi che diciamo che è molto importante che il professor Francanzani e l'avvocato Paglia si sono resi
disponibili anche a rispondere a quesiti particolari, e quindi so che sono già numerosi quelli che sono pervenuti. Poi i singoli, voi che chiederete il quesito, riceverete la risposta, la riceverà anche Union Camere, che dopo assemblerà, rendendo naturalmente anonimi i quesiti, li assemblerà sul sito, adesso vedremo, di Union Camere, e quindi diventerà una banca dati di FAQ di risposte a cui si potrà attingere, quindi questo patrimonio di conoscenze verrà reso disponibile, diciamo, alla fine, i primi di dicembre, quando appunto termineranno, anzi il professore finirà, penso i primi di dicembre, a rispondere ai quesiti, insomma. Ecco, 24 ore si sono impegnati a rispondere, quindi un grande servizio appunto reso disponibile a tutti voi. Do ora quindi la parola al professor Fracanzani. Che la passa l'avvocato Paglia, perché oggi comincia lei. Buongiorno a tutti, mi chiamo Laura Paglia, colleghiamo già direttamente, eccoci. Allora, sono un avvocato del Libero Foro, però ho anche esperienza come funzionario amministrativo, sono un ex vice segretario comunale. Nella giornata di oggi ci occuperemo in particolare del tema che riguarda il commercio nell'ambito delle riforme avviate dalla cosiddetta legge Madia e i successivi decreti 126, 127 e 222 del 2016, di cui ci stiamo occupando appunto in questo ciclo di incontri. Approfondiamo in particolare nella giornata di oggi i temi del commercio, i procedimenti che riguardano il commercio, con un'avvertenza iniziale che ovviamente si tratta di procedimenti, di fonti normative che stiamo maneggiando tutti per la prima volta, quindi di nuova introduzione, e che non abbiamo ovviamente una esperienza consolidata nell'utilizzo di questi strumenti, per cui molte cose si affineranno nel tempo. Quello che possiamo fare, le indicazioni che possiamo dare, quindi sono strettamente legate alla fonte normativa, alla disciplina che ha dato il legislatore, e a quella ci atterremo, poi un po' alla volta vedremo che come tutte le cose si adatteranno nell'evoluzione e probabilmente ci saranno anche delle modifiche. Abbiamo già detto che l'impatto di questa riforma è notevole nei procedimenti in generale della pubblica amministrazione, e che ci sono degli elementi che sono comuni a tutti i procedimenti che sono stati toccati dalla riforma, e che sono principalmente l'area delle attività commerciali e l'area delle attività edilizie, che sono i due macro ambiti che sono stati toccati da questa riforma, però in parte anche la parte ambientale, comunque con notevoli cambiamenti in generale. Il primo principio che abbiamo ricavato è che tutto adesso è stato chiaro negli anni passati, ma adesso lo è in maniera assolutamente precisa per volontà del legislatore. La legge madre di riferimento per tutti i procedimenti è la legge 241/90, quindi quella è la legge, la disciplina del procedimento, e per tutti i procedimenti amministrativi bisogna fare riferimento alla legge 241/90. È un'inversione di tendenza che si era già affacciata tempo fa, diciamo, con provvedimenti del legislatore, e che adesso viene pienamente confermata. Cioè abbiamo sempre avuto una disciplina generale nel 241 e poi abbiamo avuto delle discipline specifiche nelle normative di settore. Adesso ci cancelliamo completamente questa impostazione, quindi via le discipline di settore resta una disciplina unica dentro la legge 241/90. Quindi la disciplina di settore, vedremo, è rimasta soltanto con riferimento ad alcune disposizioni riguardanti l'ambiente, soprattutto il decreto 152 del 2006,
perché ovviamente lì ci sono delle specificità che vanno salvaguardate, però per il resto, per quanto riguarda il procedimento, rimane, diciamo, l'enunciato fondamentale, che è la 241, è la legge madre del procedimento, che disciplina sia la conferenza dei servizi, sia il procedimento della SCIA, sia i silenzio assenso, insomma tutte le varie fattispecie degli istituti giuridici di cui ci stiamo occupando nell'ambito di questo ciclo di seminari. E poi l'altro principio che abbiamo visto che si è affacciato è che quello della semplificazione totale a favore dell'utenza, nel senso che nella complessità della disciplina che ancora abbiamo, perché ancora adesso abbiamo una disciplina data dalle fonti normative, cioè da questi 3 decreti, 126, 127 e 222, abbiamo anche una ulteriore fonte che sono i verbali della conferenza unificata Stato e Regione, che hanno specificato poi quali sono i moduli, abbiamo la normativa regionale, perché ovviamente deve essere fatta salva la competenza legislativa delle regioni, e quindi anche questi decreti fanno salva la competenza normativa regionale, e ovviamente nell'ambito di queste norme possono esserci dei problemi di coordinamento nell'ambito di queste diverse fonti. Il principio guida deve essere quello sempre che si sceglie sempre il regime più favorevole all'utenza, quindi quello più semplice, e questo è un principio che troveremo, ma non più semplice per la PA, sempre più semplice per l'utenza, cioè quello che agevola il procedimento, che lo fa ottenere, diciamo che fa ottenere la possibilità di agire in minor tempo. Questo è per semplificare proprio nella sostanza. Allora, il decreto 222-2016, come abbiamo detto già all'inizio, è quello che è l'ultimo decreto che è arrivato nel novembre del 2016 ed è quello che è andato a integrare in maniera sostanziale il primo decreto del 126 del 2016, perché in realtà il decreto 126 ha detto: con successivo decreto verranno stabiliti i diversi regimi amministrativi per tutti i tipi di attività e verrà indicato quali attività sono assoggettate a autorizzazione, quali attività sono assoggettate a SCIA, quali attività sono assoggettate a silenzio assenso o a semplice comunicazione. Ovviamente tra tutti questi regimi il più semplice è la comunicazione, cioè è una comunicazione che viene fatta dal privato che non ha nessun onere di asseverazioni, di dichiarazioni allegate, e che dà una possibilità di avviare immediatamente l'attività. Vedremo che le comunicazioni sono utilizzate per lo più per situazioni che non danno nessun tipo di effetto o di possibile danno reale e sostanziale, neanche di lesione dei terzi. Per esempio viene utilizzata per la cessazione delle attività, che ovviamente è sempre un avvenimento che non può arrecare danno, diciamo, dal punto di vista dei terzi, comunque un evento che è ritenuto di minore rilevanza, ecco, quindi. Questo sempre nell'ottica, dicevamo, della semplificazione. Il decreto 222, quello del novembre, è quello che invece ha veramente concretizzato questo enunciato di principio, quindi è quello che poi ha approvato la tabella, la famosa tabella A, che è quella che adesso vediamo, la famosa tabella A, che è l'allegato di questo decreto 222,
che contiene proprio tutti i procedimenti, un elenco di procedimenti, e per ciascuno, che sono per lo più nell'ambito del commercio e dell'edilizia, e che per ciascun procedimento indica il tipo di attività, il regime amministrativo, la concentrazione di regimi amministrativi, che anche questo è un fenomeno nuovo che è introdotto nell'articolo 19 bis, che anche questo della legge 241/90, che è stato introdotto nel decreto 126, e cioè quel fenomeno per cui lo sportello unico provvede al coinvolgimento delle altre amministrazioni che siano interessate nell'ambito del procedimento, gestendo però direttamente sempre da lui solo lo sportello, il procedimento, e curando il coordinamento con le altre amministrazioni interessate. E quindi anche qui c'è una diversità, perché possiamo avere il fenomeno della scia unica o della scia condizionata, poi eventualmente ci torniamo perché sono anche argomenti di cui abbiamo già trattato, però possono essere anche interessanti anche per la giornata di oggi. E poi i riferimenti normativi. Troviamo nell'ultima parte. Questa è una tabella corposa che è una delle fonti a cui dobbiamo fare riferimento oggi, proprio per individuare sia il regime amministrativo sia la tipologia di attività che vengono richieste, che sono richieste poi anche con coinvolgimento di altre amministrazioni per poter attivare l'attività che interessa. Ecco, impariamo questa parola regime amministrativo. La parola regime amministrativo individua il tipo di atto che è necessario per l'attivazione dell'attività, che può essere una scia, oppure può essere una comunicazione, oppure può esserci un'autorizzazione espressa, oppure il meccanismo del silenzio assenso, anche se per lo più, per quanto ci interessa per la giornata di oggi, il meccanismo del silenzio assenso lo vediamo abbinato all'autorizzazione, cioè un'autorizzazione, il procedimento, diciamo l'attività di cui ci interessa, che poi vedremo nel dettaglio, ha bisogno di un'autorizzazione. Quando parliamo di autorizzazione vuol dire provvedimento espresso, cioè di un provvedimento che deve venire dall'amministrazione, quindi il titolo, il provvedimento. Anche qui abbiamo già detto l'altra volta, ne abbiamo parlato diffusamente, ne ha parlato il professore, l'inversione di tendenza forte del legislatore. La troviamo qui dentro nell'ambito del commercio, dei procedimenti dedicati al commercio, ma anche nell'edilizia. L'inversione di tendenza, che è quella di diminuire il più possibile le attività soggette ad autorizzazione espressa e favorire invece la scia come strumento principale. Il che è un cambiamento diciamo epocale, perché ovviamente la scia è un atto del privato, dell'interessato, non è un atto della PA, e questo adesso è anche in maniera chiara e inequivocabile definito anche all'interno della legge 241/90, che infatti dice che la scia non è un provvedimento impugnabile, e questo lo dice chiaro. È un atto del privato che si assume la responsabilità di fare determinate dichiarazioni sul possesso di determinati requisiti, e che in virtù di queste dichiarazioni si sottopone anche al controllo della PA, perché la PA a quel punto ha il suo termine di 60 giorni, nel caso dei procedimenti generali, e nel caso dell'edilizia invece 30, per effettuare i controlli e eventualmente inibire l'esercizio dell'attività. Quindi cambiamento questo notevole, perché ovviamente la responsabilità della correttezza dell'esercizio dell'attività
e del possesso dei requisiti rimane in capo al privato, in questo caso, che si assume delle responsabilità e si espone poi anche a questi controlli e verifiche da parte della PA. Quindi semplificazione, ma anche maggiore responsabilizzazione del privato, cioè una semplificazione per la PA e anche per l'impresa, per il cittadino, perché gli strumenti sono sicuramente più agevoli, però dall'altro lato aumento della responsabilità per l'impresa e anche per i professionisti che aiutano, coadiuvano l'impresa, che devono rendere le dichiarazioni. E quindi anche qui, anche questo è un meccanismo che abbiamo visto introdotto un po' alla volta, però adesso diventa, diciamo, lo strumento principe, è proprio quello della SCIA, diventa quello, e gli altri, diciamo, l'autorizzazione rimane come residuale, nel senso che come fa parte di alcuni procedimenti per i quali diciamo, il legislatore ha ritenuto comunque necessario procedere all'autorizzazione. L'autorizzazione presuppone anche ovviamente una maggiore attività istruttoria da parte della PA, perché diciamo nell'ambito della SCIA invece l'istruttoria è finalizzata all'esercizio dei poteri inibitori, quindi può anche essere un'istruttoria limitata alla verifica del possesso dei requisiti, quindi è certamente un'istruttoria diciamo che può essere meno approfondita rispetto a quella di un procedimento di autorizzazione. E quindi questa è senz'altro la tabella A del decreto 222, è una delle fonti che noi andiamo a verificare e a utilizzare nella giornata odierna per esaminare appunto i procedimenti inerenti al commercio. In questa tabella vediamo che, scusate, vengono individuate all'inizio, c'è un elenco proprio della tipologia di attività che vengono indicate, e quindi sostanzialmente abbiamo una suddivisione in commercio su area privata, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, e poi abbiamo di seguito le strutture ricettive, stabilimenti balneari, attività di spettacolo, intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, officine meccaniche, carrozzerie, acconciatori estetisti, panifici, tinto, lavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche di stampa, altre attività. Questo è l'elenco che ha fatto il legislatore nell'ambito del decreto 222. Probabilmente non è esaustivo, nel senso che ci sarà qualche attività che è rimasta fuori, perché non è possibile fare un censimento dettagliato, e poi sicuramente qualcosa sarà sfuggito, così come del resto sarà sfuggito qualcosa anche nell'ambito dei moduli della modulistica. Vi avevo detto in particolare che abbiamo anche altre fonti, che sono il verbale della conferenza unificata. Eccola qua. Cos'è questo verbale della conferenza unificata del 4 maggio? Allora, questa è una diretta conseguenza della previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto 126 del 2016, il quale ha stabilito che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente per tipologia di procedimento i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati, delle istanze, delle segnalazioni, delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare, dalla legge 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare.
una delle esigenze fondamentali di tutti gli operatori era anche quella di avere dei moduli uguali, unificati e identici per tutti, sia per gli operatori diciamo privati, sia per la PA. Abbiamo avuto anni in cui circolavano moduli diversi, ognuno aveva il proprio, ognuno aveva un elenco di documentazione e non corrispondeva, sicché avevamo delle situazioni un po' diciamo anomale in cui un'impresa che avesse una pluralità di attività in diversi comuni doveva documentarsi di volta in volta su quello che era la documentazione. Adesso diciamo il legislatore ha pensato a eliminare alla radice il problema imponendo l'adozione di moduli unificati e standardizzati. È vero però che questo problema dei moduli standardizzati per cosa? Sempre per la SCIA, per la comunicazione, per l'istanza, per la domanda di autorizzazione quando è necessaria l'autorizzazione, e quindi facciamo dei moduli in maniera che chi ha da presentare una domanda, un'istanza, oppure deve fare una SCIA, eccetera, sappia esattamente quale è il modello che deve utilizzare e quale è la documentazione che deve produrre a corredo. È ovvio però che questo problema non va da solo, nel senso che i moduli sono espressione di una disciplina normativa, cioè il fatto che ci voglia una determinata SCIA per l'esercizio di quell'attività commerciale è definito dalla legge, che mi dice anche quali sono i documenti che deve produrre l'interessato, eccetera, eccetera. Però nel panorama che abbiamo noi la situazione è complessa, perché per esempio in materia di commercio abbiamo le leggi regionali che ovviamente disciplinano, in virtù dei rapporti che abbiamo, degli equilibri, della definizione dei nostri articoli costituzionali tra governo e regioni, le regioni intervengono nella materia del commercio dettando la loro disciplina. E questa normativa pertanto va a intersecarsi con le previsioni che abbiamo visto prima nella tabella A. Quindi la tabella A del decreto 222 è una tabella che vale fino a che non c'è una disciplina regionale. E come si sceglie una disciplina tra la disciplina regionale e quella statale? Si sceglie sempre il regime più favorevole all'interessato. Okay? Ma questo non preoccupatevi, perché ci torniamo sull'argomento, perché è un po' difficile da comprendere. Comunque, adesso per restare sul tema, i moduli per le amministrazioni, quindi regionali e locali, da chi sono stati adottati? Dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, che ha adottato appunto due provvedimenti il 4 maggio e poi nella seduta del 6 luglio sono stati adottati, e quindi qui troviamo dei moduli che però già appunto la stessa Conferenza Unificata dà l'avvertenza: attenzione che questi moduli vanno poi ridefiniti e riconsiderati in base alla normativa regionale, quindi vanno adattati alle specificità regionali. In realtà quello che viene già detto, comunque ci sono delle indicazioni operative che sono importanti anche qui e che valgono per tutte le attività. Per esempio, viene detto in questa modulistica: la scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo. Quindi abbiamo una scheda anagrafica che va fatta per qualsiasi tipo di istanza, quindi questa va sempre presentata. L'altra indicazione generale riguarda il modulo per la notifica sanitaria, che riguarda tutti gli operatori del settore alimentare. Anche qua, ogni volta che abbiamo
un'attività che va nel campo del settore alimentare, sicuramente verrà richiesta la notifica sanitaria. I moduli, è previsto un aggiornamento di questi moduli che sono ovviamente sempre soggetti a modificazione. E poi viene detto anche prende in considerazione, la modulistica prende in considerazione tutte le diverse opzioni, c'è un apposito quadro riepilogativo che indica l'eventuale documentazione da allegare, in particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell'ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività con la SCIA condizionata, e quindi anche lì un percorso semplice. Altri percorso guidato. Quello che ancora viene detto, sempre in generale, è che viene ricordato, e questo lo troviamo in particolare all'articolo 2 del decreto 126, non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede, per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, eccetera, ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli anche a campione. Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva. Oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici igienico-sanitari. Quindi si chiede all'interessato esclusivamente la documentazione che è prevista nel modulo. Volete chiedere qualcosa che non c'è nel modulo? Toglietevelo dalla testa. Immediatamente. Non è possibile. Scrivetevelo a caratteri cubitali. Non è possibile chiedere un documento che non sia previsto nel modulo. Altrimenti incorrete addirittura in sanzioni disciplinari. Sono previste delle sanzioni disciplinari con addirittura di sospensione del servizio, con privazione della retribuzione, per chi richiede documentazione che non sia prevista, che non sia quella prevista dal modulo, il modulo specifico per il tipo di attività, che è quello che è previsto o dalla tabella o dalla normativa regionale, oppure chiedo documenti che sono in possesso già di altra amministrazione o il mio o acquisibili presso altre amministrazioni. Quindi attenzione, non si può chiedere niente che non sia già previsto nel modulo. Che si sia dimenticato qualcosa che era previsto come documento da allegare nel modulo, bene, lo chiedo. Se non ha prodotto tutto quello che era richiesto dal modulo, non si può pensare di ma noi abbiamo sempre fatto così, abbiamo chiesto anche questo, abbiamo sempre... scordatevelo, ecco, mettetela da parte direttamente questa prassi, perché quello che c'è è considerato nel modulo, è considerato come sufficiente per garantire l'istruttoria da parte della PA. Ecco, questo è un passaggio importante che raccomandiamo, perché qui nascono proprio le sanzioni in carico dei funzionari, per cui ecco, dopo, come ho già detto anche in precedenti lezioni, in precedenti incontri, questo discorso della sanzione disciplinare non è esattamente il modo, l'approccio giusto per produrre una partecipazione a questo processo di riforma, produrre un coinvolgimento anche delle strutture amministrative delle PA. Non è sicuramente il metodo corretto. È discutibile anche sul piano giuridico, perché ci sono,
chiaramente di solito le sanzioni sono collegate a comportamenti intenzionali, qui la vedo difficile pensare che qualcuno voglia intenzionalmente ostacolare, eccetera. Qui è più magari un errore che fa la PA perché è ancorata a degli schemi precedentemente in uso, ecco questo. Però, insomma, la norma c'è, esiste e quindi con questa bisogna fare i conti, insomma, ecco, quindi. Tornando dunque all'argomento, la lettura della tabella A quindi va coordinata con la lettura del verbale della conferenza unificata del 4 maggio 2017 che ha approvato i moduli unificati e standardizzati per le istanze SCIA e comunicazioni e quindi serve però, come dicevamo, anche il coordinamento con le norme regionali. La norma dice tenendo conto delle specificità regionali. E qui la Regione effettivamente ci è venuta incontro perché, scusate, abbiamo una delibera regionale. Adesso vado a farvi vedere direttamente. Ecco, la delibera regionale è questa, la 971 del 23 giugno 2017. Ovviamente la Regione Veneto ha preso visione di questi decreti e ha preso visione anche delle disposizioni che prevedono il coordinamento con la normativa regionale e quindi c'è una parte in cui la Regione in questa delibera afferma ciò premesso si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella A legata al citato decreto 222 trovano applicazione nelle fattispecie per le quali le disposizioni regionali prevedono un regime amministrativo maggiormente gravoso. Quindi sta dicendo questo. Noi abbiamo una tabella A allegata al decreto 222 che mi definisce un regime amministrativo per ciascun tipo di attività del commercio, dell'edilizia. Abbiamo poi delle leggi regionali che mi prevedono dei procedimenti anche qua relativi ai vari esercizi di vicinato, media struttura, eccetera, commercio su area privata o qualsiasi tipo di attività commerciale. Cosa facciamo se queste norme, questa disciplina regionale diverge da quella della tabella A? Come ci comportiamo? Ci comportiamo in questo modo. Quelle della tabella A si applicano quando le disposizioni regionali prevedono un regime maggiormente gravoso, sempre maggiormente gravoso per l'utenza, sempre visto dalla parte dell'utente. Quindi, perché l'idea è quella di applicare sempre la norma che favorisce la maggiore semplificazione. Quindi, a questo punto lo dice chiaro, pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nell'ipotesi in cui, lo vediamo qua, pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nell'ipotesi in cui esse prevedano il regime della comunicazione nelle fattispecie assoggettate a SCIA dalle disposizioni regionali. Cioè, se la tabella A prevede comunicazione e le norme regionali prevedono SCIA, si applica la comunicazione prevista dalla tabella A. Il regime della SCIA nelle fattispecie assoggettate ad autorizzazione dalle disposizioni regionali. Se la tabella A prevede SCIA e le norme regionali prevedono l'autorizzazione, vale la tabella A. Termini per la formazione del silenzio assenso inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale. Quindi questo è il riferimento che troviamo. Poi la stessa delibera 971 ci dice anche, guarda, ti faccio un esempio,
per la media struttura di vendita sotto i 1500 metri quadri, la normativa regionale prevede la SCIA, mentre la tabella A mi prevede l'autorizzazione. Quindi in questo caso applico la norma regionale perché è più semplice la SCIA rispetto all'autorizzazione. Quindi le diverse fonti sono queste: la tabella A, i verbali della conferenza unificata, le leggi regionali e in particolare poi questa delibera del numero 971 che ha riassunto e ha approvato anche la modulistica specifica, perché in allegato a questa delibera del giugno del 2017 ci sono anche i moduli della regione modificati, cioè ha fatto un lavoro la regione prendendo i moduli approvati dalla conferenza unificata e li ha già modificati integrandoli con la disciplina regionale. Quindi i modelli che trovate poi pubblicato nel sito della regione sono tutti già aggiornati. Se c'è tempo dopo vi faccio vedere anche come si accede direttamente, si apre una cartella in cui ci sono tutti i moduli a disposizione sempre nel sito regionale. Dunque queste sono le fonti e questo è il lavoro che è stato fatto dalla regione. Come particolarità vi dico anche che questa stessa delibera ha demandato poi un'attività di ulteriore approvazione di moduli o di modifica, di integrazione a decreti regionali. Infatti c'è già un decreto del dirigente della struttura di riferimento del commercio che ha integrato alcuni moduli. È chiaro che questo è tutto un lavoro, come si dice, in progress, cioè questi moduli vuoi perché da un lato ci si accorgerà che bisognerà integrare con alcune attività che magari non erano state specificatamente previste, vuoi perché ci saranno delle modifiche normative che interverranno, vuoi perché ci saranno comunque degli aggiustamenti da fare, delle correzioni. Questo lavoro continuerà nel tempo, insomma, questo è quello che abbiamo visto finora dalla fine del 2016 fino ad oggi, ma ancora non abbiamo. Ma non è detto appunto, anzi, che si fermi qui, ma anzi ci saranno ulteriori aggiustamenti. Questi moduli poi devono essere anche messi a disposizione dalle amministrazioni. Questa è un'altra disposizione importante. Non basta che vengano adottati gli stessi moduli per tutte le PA, ma anche che siano messi a disposizione. Devono essere quindi pubblicati sul sito. L'onere della pubblicazione può essere assolto anche mediante il link, il collegamento al portale impresa, portale telematico impresa per un giorno, in un giorno, oppure al portale della regione. Questo è assodato, c'è anche una nota dell'ANCI che lo precisa, che può essere tranquillamente assolto questo obbligo. E naturalmente anche qui il lavoro di aggiornamento va fatto continuamente, ma insomma abbiamo per adesso una situazione che sembra insomma per il momento assestata, almeno con i primi provvedimenti che prima citavo. Adesso cominciamo a esaminare alcune delle attività previste dalla tabella A, i relativi regimi amministrativi, con l'avvertenza che ovviamente non li trattiamo tutti quelli previsti dalla tabella A perché sono numerosi, insomma, ecco. Quindi cerchiamo di concentrarci su quelli che sono i più frequenti, quelli di più abituale trattazione, insomma, nell'ambito dei nostri comuni. Allora, cominciamo dal commercio su area privata.
Per gli esercizi di vicinato la tabella A se ne occupa all'inizio ai punti 1.1 e 1.2. Per questa fattispecie occorre fare riferimento alla normativa regionale, alla legge regionale 50 del 2012 e alla deliberazione 971 del 23 giugno, perché il Veneto ha la sua specificità degli esercizi di vicinato entro i 250 metri quadri. Poi c'è anche la specificità degli esercizi di vicinato all'interno di medie o grandi strutture di vendita, e anche qui lo vedremo sempre nel modulo. Per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, il regime amministrativo per apertura, trasferimento di sede e ampliamento è la SCIA, e il modulo è l'allegato A alla delibera 971 del 23 giugno 2016. Andiamo a vedere. Ecco, questo è il modulo. Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato, esercizio commerciale fino a 250 metri quadri. La legge 114 del 98 prevede dei regimi diversificati rispetto al Veneto, facciamo riferimento invece alla legge regionale, quindi che ha appunto l'esercizio commerciale fino ai 250 metri quadri. Qualora gli esercizi debbano collocarsi all'interno di un medio centro commerciale con superficie compresa tra 251 metri quadri e 1500 metri quadri, occorre compilare il modulo SCIA per media struttura di vendita con superficie non superiore a metri quadri 1500. Questa è l'avvertenza che è data direttamente in calce al modulo. Quindi, qualora gli esercizi debbano collocarsi all'interno di una media struttura di vendita con superficie compresa tra 1500 e 2005 o all'interno di una grande struttura di vendita in forma di grande centro commerciale o parco commerciale, occorre compilare il modulo di domanda di autorizzazione. In questo caso gli esercizi commerciali assorbono, diciamo, il regime che riguarda la struttura nella quale vanno a collocarsi, quindi assorbono il regime della media struttura di vendita oppure il regime della quella fino ai 1500 oppure oltre i 1500 oppure della grande struttura di vendita. In questo caso appunto il riferimento è alla disciplina regionale. Nella tabella A abbiamo invece una distinzione per esercizi di vicinato sotto oltre i 400 metri di superficie, che ovviamente è una distinzione che non ha senso per noi perché abbiamo l'esercizio di vicinato che va fino ai 250 metri quadri di superficie. La tabella A richiama anche il regime di SCIA unica per le attività soggette a prevenzione incendi. In questo caso alla SCIA abituale del commercio si associa la SCIA di quell'articolo 4 del DPR 151/2011 di competenza del comando dei vigili del fuoco. Per gli esercizi di vicinato del settore alimentare serve la SCIA unica perché c'è la notifica sanitaria, quello che dicevamo prima, che è la notifica sanitaria che è la comunicazione, che è il modulo comune da usare per tutte le attività del settore alimentare. Questa c'è sempre, ogni volta che c'è un'attività che inerisce il settore alimentare. Qui sulla notifica sanitaria la Regione ha anche redatto una circolare specifica del 14 agosto del 2017 che mi va a integrare semplicemente, diciamo, va a riportare quelle che sono ecco, questa è la circolare, non so se avete già avuto occasione di vederla. Comunque dà notizia di queste modifiche normative e dà
l'indicazione appunto del modulo della scheda anagrafica di cui abbiamo già parlato nella tabella A, e poi anche della notifica sanitaria. Dice anche che non vanno utilizzati dei moduli che erano precedentemente in uso, per cui che erano allegati alla delibera regionale 3710-2007, e che vanno quindi utilizzati soltanto i nuovi moduli, e questo è anche il frutto di questo sistema. Poi che c'è la ricevuta di inoltro telematico, naturalmente, che questa farà fede della avvenuta presentazione, e poi vengono dettate delle norme specifiche per quanto riguarda l'esenzione dalla notifica sanitaria, modifiche strutturali o impiantistiche dello stabilimento. Sono delle precisazioni che vengono fornite appunto dalla Regione su quali tipologie di attività, per quale tipologia di attività deve essere fatta e per quale invece non è necessaria. E quindi anche qui abbiamo, diciamo, un quadro di riferimento che si sta muovendo molto rapidamente, anche in aggiornamento rispetto a tutte le modifiche normative che sono intervenute. E naturalmente bisogna anche un po' raccordare tutti questi elementi di queste diverse fonti. Per il subingresso nell'esercizio di vicinato non alimentare basta la comunicazione, mentre se è un esercizio di vicinato alimentare allora serve la SCIA unica, sempre per il solito discorso che abbiamo la notifica sanitaria. Cessazione, la comunicazione. Come vi dicevo, la comunicazione viene usata per le attività, quelle più semplici, quelle che di minore impatto, come ad esempio la cessazione dell'attività. Le note al modulo regionale le abbiamo già viste. La Regione nel modulo dedicato agli esercizi di vicinato specifica che qualora gli esercizi devono collocarsi in un medio centro commerciale di vendita con superficie entro i 1500 m2 deve essere usato il modulo SCIA per quest'ultima, e qualora l'esercizio sia da collocarsi in media struttura di vendita oltre i 1500 m2 o in grande struttura di vendita oltre i 2500 m2 serve modulo autorizzazione. Medie strutture di vendita. Anche per le medie strutture di vendita c'è una specificità regionale, che è appunto questa distinzione tra medie strutture di vendita fino a 1500 m2 e medie strutture oltre i 1500 m2. Anche qui la nostra disciplina regionale si diversifica rispetto a quella statale, sempre del decreto 114 del 98. Per quelle fino a 1500 m2 la Regione Veneto prevede la SCIA per apertura, ampliamento, mutamento settore merceologico, trasferimento e medie strutture di vendita del settore non alimentare, previsto nell'articolo 18 della legge 50 del 2012. Come dicevamo prima, questo regime è più favorevole rispetto al regime di autorizzazione. La tabella A prevederebbe come regime amministrativo l'autorizzazione o il silenzio assenso decorsi 90 giorni. Invece abbiamo in questo caso appunto una SCIA perché è il regime più favorevole, quindi si applica a questa. Il regime regionale quindi è più favorevole. Per la media struttura del settore alimentare serve sempre la SCIA unica perché c'è la notifica sanitaria. Anche qui abbiamo sempre un riferimento nella delibera regionale, quella che vi dicevo prima. La delibera regionale ha approvato, andiamo un po' nel dettaglio qua, nella parte finale mi dice
Da ultimo si propone l'approvazione della modulistica regionale e di cui agli allegati A, B, C, D, che formano parte integrante del presente provvedimento relativa all'esercizio dell'attività commerciale di acconciatore e di estetista come disciplinate dalle vigenti normative regionali. Detta modulistica è stata infatti coordinata con la modulistica unificata e standardizzata, quindi in allegato a queste noi troviamo, a questa delibera, troviamo tutti i moduli già corretti, diciamo, già integrati con le disposizioni regionali. E abbiamo anche qui, quindi abbiamo la casistica come regime amministrativo della SCIA, che abbiamo visto è diversa rispetto a quella della tabella A, che mi prevederebbe l'autorizzazione con silenzio assenso. SCIA è il regime più favorevole, quindi si applica quello regionale che è più favorevole. Poi abbiamo la fattispecie sempre del subingresso nel settore non alimentare, solo comunicazione, nel settore alimentare abbiamo la SCIA unica. Poi abbiamo una norma parallela a quella che abbiamo visto nell'ambito degli esercizi di vicinato: se la media struttura è collocata dentro medio centro commerciale tra 1500 e 2005 o in centro commerciale o parco commerciale, il regime amministrativo è l'autorizzazione e va compilato il relativo modulo per media grande struttura di vendita. È una norma parallela che va abbinata, diciamo, a quella che abbiamo visto prima. È sempre specificato in calce alla prima pagina del modulo. Ricordiamo che qua per le medie strutture di vendita, questo lo facciamo come inciso, c'è stato tutto il problema anche riguardante la valutazione di impatto ambientale o lo screening ambientale. Su questo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, perché in origine l'articolo 22 della legge regionale 50 del 2012 lo prevedeva soltanto per le grandi strutture di vendita oltre gli 8.000 metri quadri. E la Corte Costituzionale ha rilevato il contrasto di questa norma con le disposizioni del decreto 152/2006 e quindi ha imposto appunto la verifica di impatto ambientale anche per le strutture commerciali di media dimensione, lo dice letteralmente, ma è riferita anche ovviamente alle medie strutture di vendita. Quindi abbiamo una indicazione che viene in questo caso, problema dibattuto, anche se poi in realtà era stato in parte già risolto con alcune precisazioni dalla stessa Regione. Mentre abbiamo ovviamente per la grande struttura di vendita un regime di autorizzazione. Qui abbiamo media struttura di vendita oltre i 1500 metri quadri e le grandi strutture di vendita hanno lo stesso modulo per la regione perché sono parificate, e abbiamo l'allegato C alla delibera 971 del 23/6/2017. Il regime previsto è quello dell'autorizzazione, quindi serve un provvedimento espresso, solo che cambiano i termini del silenzio assenso. Per media struttura di vendita e grande struttura di vendita entro il centro storico c'è il silenzio assenso dopo 60 giorni, per fuori il centro storico abbiamo invece la conferenza dei servizi. Il riferimento è all'articolo 18,5 e all'articolo 19,4 della legge regionale 50 del 2012. Nella tabella A c'è il riferimento all'articolo 9 del decreto 114 del 98. Abbiamo un termine di 180 giorni per la formazione del silenzio assenso. Anche qui si applica il regime più favorevole, con il termine più breve per il silenzio assenso. Abbiamo qui un problema abbastanza rilevante che si ricollega con un po' anche la tematica della lezione di ieri, conferenza di servizi. Allora,
E sapete che adesso, come abbiamo detto prima, la conferenza dei servizi è disciplinata dalla legge 241/90, quindi le norme sulla conferenza dei servizi sono dentro la 241/90, in particolare gli articoli 14 e seguenti. E anche qui il legislatore col decreto 127 del 2016 è intervenuto pesantemente, modificando in maniera significativa questa conferenza di servizi, perché ha previsto ad esempio lo svolgimento, diciamo, in via abituale della conferenza di servizi in modalità asincrona, quindi non tutti insieme, ma mediante la gestione dello sportello unico che acquisisce le diverse valutazioni da parte delle amministrazioni interessate, cioè non è la modalità ci incontriamo, decidiamo, facciamo la riunione e ci esprimiamo, ma è una modalità in cui tutti i soggetti hanno un termine per esprimere le loro determinazioni e lo fanno appunto in modalità quindi che non è sincrona, quindi non c'è la simultaneità delle determinazioni delle amministrazioni. Ora qui noi abbiamo una disciplina specifica per la conferenza di servizi regionale in materia di commercio, una disciplina specifica che è stata dettata da una delibera regionale che è andata a integrare le disposizioni. Tanto per farvi vedere di cosa si tratta, andiamo un attimo a vedere. Un secondo che devo reperirlo. Eccola qua. Ecco, allora questa sono disposizioni attuative dell'articolo 19 della legge 50 e mi va a disciplinare la conferenza dei servizi. Ci sono norme che riguardano la partecipazione dei soggetti alla conferenza dei servizi. L'istanza qui, diciamo, sotto il profilo già era prevista la presentazione al SUAP, quindi non ci sono grosse modifiche. Quello che riguarda, diciamo, quello che diciamo non è coordinato con le nuove norme è senz'altro l'articolo 11 che riguarda il funzionamento della conferenza dei servizi, dove ci sono delle modalità che non sono quelle previste, diciamo, dagli attuali articoli 14 e seguenti della legge 241/90. E quindi qui certamente c'è un problema di coordinamento tra le diverse discipline, sapendo però che abbiamo definito dal legislatore stesso che quel regime è quello che va applicato, quello della 241/90 è quello che deve essere applicato, e quindi avremo anche qui dei tempi di adattamento, delle situazioni particolari. Andiamo avanti. Sono soggetti invece a SCIA il mutamento del settore merceologico della struttura di vendita superiore a 1500 metri quadri, l'articolo 18,3 della legge regionale 50/2012, la modifica della ripartizione interna nelle grandi strutture di vendita e il subingresso in grandi strutture di vendita settore alimentare sono soggetti a SCIA, modulo allegato D. Anche questo fa parte sempre degli allegati di quella delibera 971. Ci sono poi delle altre discipline speciali che sono previste per il commercio all'ingrosso, sia alimentare che non alimentare, la vendita da parte di produttori agricoli e forme speciali di vendita. Ecco, su questo non mi risulta, ho fatto una ricerca veloce, però non mi risulta che ci siano state da parte della Regione delle indicazioni ulteriori e specifiche, e quindi dovremmo fare riferimento esattamente alla tabella A, quindi a quello che
abbiamo nella tabella A. Questo pertanto per farvi vedere, riprendiamo un attimo la tabella. Abbiamo visto, la tabella contiene questa prima parte, esercizi di vicinato che abbiamo visto, la media struttura di vendita. Ecco, qui vediamo il regime dell'autorizzazione silenzio assenso, quello che vi dicevo, che è un regime più gravoso rispetto a quello nostro che invece prevede la SCIA sotto i 1500 metri quadri, quindi abbiamo una soluzione che opta per la disciplina regionale. Questa riguarda poi la grande struttura di vendita, abbiamo il commercio all'ingrosso, la vendita da parte di produttori agricoli, poi ci sono norme particolari che riguardano la vendita di prodotti specifici che necessitano di particolari autorizzazioni da parte di altri soggetti e quindi, non so, per esempio anche attività, prodotti di origine animale, eccetera. Poi c'è una parte dedicata alle forme speciali di vendita in spazi interni e vendite mediante apparecchi automatici. Questo lo troviamo anche in allegato al decreto, i moduli di queste vendite specifiche li troviamo in allegato al decreto regionale, il numero 102, che è un decreto che va a specificare rispetto alla delibera 971 degli ulteriori moduli appunto ad utilizzo per speciali procedimenti. Quindi entriamo adesso un po', diciamo, non entriamo nel dettaglio di questo, vediamo un attimo invece la disciplina degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Qui abbiamo una disciplina che è dettata dalla legge regionale 29 del 2007 che distingue tra somministrazione in zone tutelate e non. Le zone tutelate sono quelle in cui l'amministrazione ritiene per la presenza di particolari elementi di pregio, di interesse culturale, artistico o comunque di valore particolare rispetto al territorio, che debbano essere tutelate anche in senso ampio, quindi nel senso di non di impedire o comunque di porre dei limiti all'insediamento di questo tipo di attività che sapete che sono anche quei tipici esercizi che attualmente recano diciamo, il maggior contenzioso, perché sono quelli che arrecano notevole disturbo in generale, che sollevano poi problemi rispetto ai terzi confinanti, quindi sono quelli che sono fonti di problemi per le amministrazioni in generale. E lo sono anche naturalmente le medie, le grandi strutture di vendita come fonte di contenzioso, però queste sono più diciamo, su questi esercizi si accende poi tutta la problematica della tutela del terzo che in generale risulta affievolita rispetto al quadro che abbiamo noi dopo le riforme che ci sono state, perché lo abbiamo detto anche nelle scorse giornate, il terzo, la tutela del terzo viene ridotta rispetto alle possibilità di impugnazione che il terzo può promuovere. E addirittura, diciamo, abbiamo un'interpretazione corrente, attuale, delle modifiche che sono intervenute nell'ambito del decreto 19 bis relativamente alla SCIA,
tale per cui l'intervento del terzo per l'esercizio dei poteri inibitori dovrebbe avvenire sempre nell'ambito dei 60 giorni del potere di controllo. Un po' quello che dicevamo l'altra volta, non so se vi ricordate, cioè il soggetto che è all'estero torna a casa dopo 6 mesi, si ritrova all'esercizio commerciale che è stato l'esercizio in questo caso di somministrazione alimenti e bevande con musica che fa rumore eccetera, reca disturbo. Cosa succede? Allora la prima cosa che fa, va in comune e chiede, dice ma cosa possiamo fare? E in comune gli dicono beh ma questo noi abbiamo avuto la scia, i 60 giorni sono passati e per noi era tutto a posto e quindi noi la nostra attività l'abbiamo fatta, insomma le nostre verifiche, questo per noi era a posto, non c'era da esercitare potere inibitorio, ecco, però lui dice ma io l'ho scoperto adesso questa cosa e sembra che alcune, appunto, cioè le prime pronunce che abbiamo visto, che questo, diciamo, tutela del terzo che notoriamente era sempre collegata al momento in cui il terzo viene a conoscenza del problema, perché i poteri di impugnazione sono sempre stati collegati appunto per il terzo al momento in cui l'interessato viene a conoscenza del fatto. Anche in materia edilizia non è che l'interessato può sapere quando viene presentata la scia, non lo sa perché lo sa il suo vicino di casa, quindi sono dati cui non ha accesso. Lui quando lo scopre sono già passati i 60 giorni normalmente. Ecco, e allora tradizionalmente era stato detto sempre, ma allora i suoi diritti impugnatori decorrono da quando ne ha conoscenza, devono decorrere da quando ne ha conoscenza, perché altrimenti viene leso il suo diritto e rimane leso il suo diritto. Ma invece nelle più recenti sentenze che si pronunciano su fattispecie antecedenti ai decreti 126, 127, 222, però fanno una trattazione anche delle norme nuove e quindi dicono incidentalmente che il nuovo regime prevede anche che anche con riferimento al terzo l'esercizio di questi poteri inibitori da parte della PA può essere fatto solo dentro i 60 giorni. Quindi il terzo, se lo scopre dentro i 60 giorni, può chiedere all'amministrazione di fermare. Se è oltre i 60 giorni, può solo sollecitare un potere di verifica per l'esercizio dell'eventuale autotutela, che però è un'altra cosa. È molto più complessa, come abbiamo detto, l'autotutela è molto più complessa, difficile, prevede la valutazione degli opposti interessi e prevede l'intervento su una situazione che ha già prodotto effetti, mentre ovviamente se fosse un potere inibitorio io lo esercito e blocco e fermo l'attività perché so che posso bloccare. Però le prime pronunce che sono emerse dicono no, ma allora se noi consentiamo questo si perde l'obiettivo della semplificazione e dell'affidamento che si ingenera in chi comincia un'attività, perché chi comincia un'attività deve confidare sul fatto di poterla proseguire una volta che sono passati i 60 giorni. Ecco, confidare, anche qui abbiamo detto relativamente confidare, perché a parte il potere di annullamento in autotutela, c'è un'ulteriore possibilità che è data dalla autotutela che, ricordiamo, c'è sempre il limite dei 18 mesi adesso, quindi stiamo sempre dentro i 18 mesi, passati i 18 mesi, fine dell'autotutela, se non nel caso in cui ci siano delle false dichiarazioni. Allora, ci sono le false dichiarazioni
da parte dell'interessato nella SCIA, allora qui la PA recupera il suo potere pieno di autotutela, perché tradizionalmente quando c'è una falsa dichiarazione del privato, l'amministrazione ha tutto il diritto di intervenire anche su situazioni consolidate. Qual è la situazione che abbiamo particolare però nella modifica che è stata fatta all'articolo 19 bis? È che questa falsa dichiarazione deve essere accertata con sentenza passata in giudicato. Quindi non siete voi che dichiarate che la dichiarazione è falsa, ma deve essere accertato da un tribunale, quindi deve esserci una sentenza passata in giudicato. E non è facile che ci sia questo procedimento, non è detto che ci sia. Quindi anche qua attenzione, perché non siete voi che dovete dire ma tu mi hai reso una falsa dichiarazione. E l'interessato vi dice ma chi dice che io ho fatto una falsa dichiarazione? Lo dico io. No. Non vale ai fini dell'esercizio di questo potere di autotutela oltre i 18 mesi. Quindi attenzione che i poteri di controllo, di verifica sono ristretti. E quello che stiamo dicendo un po' dappertutto è che attenzione che questi 60 giorni sono fondamentali, perché dopo è molto 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 più difficile intervenire. Quindi quei 60 giorni bisogna assolutamente fare la verifica del possesso dei requisiti di chi fa la SCIA. Questo potere inibitorio va esercitato dentro i 60 giorni, perché dopo qualsiasi altro intervento da parte della PA repressivo, diciamo, chiamiamolo in generale repressivo, diventa molto 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 difficile. Quindi quello che ribadiamo, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, è di ricordarsi di fare questo tipo di controlli, perché dopo diventa davvero più difficile. Il discorso della tutela del terzo vedremo, perché c'è anche la questione è stata anche rimessa alla Corte Costituzionale con un'ordinanza del TAR Toscana e ci sarà un approfondimento. Francamente a noi sembra abbastanza anomalo che il terzo venga, diciamo, che al terzo vengano messi questi termini ristretti che non siano collegati al momento della sua conoscenza, della conoscenza del fatto, insomma questo lo possiamo dire già subito. Anche se la motivazione delle esigenze di affidamento di chi inizia un'attività è una motivazione certamente da prendere in considerazione, perché la tutela dell'affidamento di chi comincia un'attività è certamente uno dei principi guida di questa riforma, cioè si sente che il legislatore ha voluto per la prima volta rendere l'interessato che inizia l'attività un pochino più forte nella sua posizione rispetto alla PA. Si sente dal fatto che sono stati posti dei paletti all'esercizio dei poteri da parte della PA, quindi si tutela di più l'affidamento di chi inizia un'attività. Ecco, è chiaro che anche qua va fatto sempre contemperando i diversi interessi, però anche questo è sono delle modifiche importanti che abbiamo, come ad esempio nell'ambito dello stesso quadro normativo. Certamente importante è la modifica che riguarda il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, norma molto particolare che prevede appunto anche la possibilità di un meccanismo di silenzio assenso tra amministrazioni, che è prevista dall'articolo 17 bis, che riguarda solo i provvedimenti di competenza delle amministrazioni e che addirittura va a superare anche il problema delle amministrazioni
che tutelano i cosiddetti interessi speciali, quindi quelli dell'ambiente, della sicurezza, della difesa, e quindi quegli interessi specifici. In questo caso persino le amministrazioni, nei confronti di queste amministrazioni vale il meccanismo del silenzio assenso. Parliamo solo di procedimenti tra amministrazioni, quindi come definisce il Consiglio di Stato, orizzontali, quindi tra amministrazioni che devono partecipare a uno stesso processo decisionale e quindi procedimenti di interesse esclusivo della pubblica amministrazione. Se c'è un'istanza di un privato alla base di questo procedimento non si applica il silenzio assenso tra amministrazioni, perché l'interesse sostanziale all'attivazione dell'attività è del privato, quindi questo meccanismo diventa, se c'è l'istanza, diventa un meccanismo verticale e non orizzontale, quindi ricordiamoci che vale solo per il rapporto orizzontale. E torniamo al discorso degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. In zone tutelate il regime amministrativo è l'autorizzazione più la SCIA e il modulo è l'allegato B al decreto della Direzione Commercio 102 del 28 giugno 2017. Ecco, prima vi dicevo che c'è appunto un decreto della Direzione Commercio che è andato a integrare la delibera 971 del 23 giugno e che quindi va a specificare appunto altri diversi moduli. La tabella prevede un regime di silenzio di assenso più favorevole rispetto alla legge regionale, c'è un termine di silenzio assenso di 60 giorni che prevale sul termine di 120 giorni previsti dall'articolo 8 della legge regionale. C'è anche la SCIA per la notifica sanitaria, qui ovviamente parliamo di somministrazione di alimenti e bevanti, quindi c'è sempre la notifica sanitaria. Detto regime vale per apertura, trasferimento di sede, ampliamento e il subingresso in zone tutelate è soggetto a SCIA unica. Ecco, questo sempre. In zone invece non tutelate il regime amministrativo è la SCIA, il modulo è l'allegato C al decreto 102 della Direzione Commercio, come in particolarità il modulo contiene anche l'indicazione degli orari rispetto a quello approvato nel verbale della conferenza dei servizi, la conferenza unificata che abbiamo visto prima. Il riferimento normativo è all'articolo 8 bis della legge regionale 29/2007, è una SCIA unica per apertura e trasferimento di sede, ampliamento, c'è la notifica sanitaria, tabella sempre questo. Ok, riprendiamo, grazie. Dopo la pausa abbiamo anche raccolto un po' di domande durante la pausa, dopo ne faremo una trattazione. Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, io finisco adesso la parte di trattazione, poi il professore seguirà appunto un'ulteriore trattazione e vedremo anche di affrontare le domande. Sempre ricordandovi che c'è la possibilità di presentare dei quesiti più specifici, magari più complessi, sempre a quell'indirizzo che abbiamo indicato. Allora, un'altra fattispecie è quella della somministrazione temporanea di alimenti e bevande prevista all'articolo 11 della legge regionale 29 2007. Il regime amministrativo è la SCIA, cioè qui parliamo di una somministrazione di alimenti e bevande che avviene per un periodo determinato. Non è previsto il modulo
nel verbale della conferenza unificata e non è prevista nemmeno la fattispecie nella tabella A, ma lo troviamo, come abbiamo detto, nell'allegato D alla... scusate, andiamo a vedere direttamente al decreto regionale. Quindi, ecco, questo è il decreto regionale, che è quello di cui il 102 del 28 giugno 2017, che va a integrare la delibera 971, e che quindi, vi dicevo, reca anche qui alcuni moduli allegati. E nell'allegato, l'allegato D, mi sembra che abbiamo detto, eccolo qui, questa è la SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande. E qui c'è il modulo da utilizzare, le indicazioni, la documentazione, notifica sanitaria ovviamente sempre obbligatoria. E quindi questo è il modulo, l'allegato D al decreto 102. Abbiamo un piccolo problema, diciamo, almeno quello che ho rilevato io, per quanto riguarda la notifica sanitaria. In effetti non è chiarissimo sul discorso a mio avviso, ecco, non so se poi qua ci sono degli operatori, magari saranno anche più esperti, per quanto riguarda ecco, diciamo le manifestazioni temporanee, una festa, una fiera, un'attività di beneficenza, eccetera. Qui la circolare del 14 agosto 2017 sulla notifica sanitaria in particolare mi dice non deve essere presentata la notifica sanitaria per attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati, volontari, mamme, eccetera, nell'ambito di una manifestazione temporanea, una festa, una riunione conviviale, una fiera, un'attività di beneficenza in cui gli alimenti sono preparati per l'occasione su scala ridotta in quanto non si applica il regolamento. Ecco, da qui sembrerebbe non necessaria, però parla di attività di manipolazione, preparazione e distribuzione fatta da privati volontari. L'altra parte invece, diciamo nell'ultima parte di questa circolare viene detto invece ulteriore semplificazione per le attività temporanee a carattere ripetitivo in cui avvengono preparazione e somministrazione di alimenti quali sagre, fiere, manifestazioni temporali per le quali sia già stata inoltrata una notifica ai fini della registrazione all'ULSS e non siano intervenuti cambiamenti rispetto alla notifica già effettuata, l'OSA sia già tenuto a comunicare ad altre amministrazioni le date di inizio e fine, non è necessario che venga effettuata una nuova SCIA, dice, ma è sufficiente richiamare la precedente notifica. E a mio avviso una qualche forma di confusione si crea tra questo punto e quello che abbiamo visto prima, cioè qui mi viene comunque richiesta una notifica sanitaria, c'è una semplificazione in cui mi viene detto vabbè, se l'avete già fatta e la manifestazione ricorrente richiamate quella. E l'altra sembra riferirsi a un'attività di manipolazione svolta da privati, quindi sembra un di cui rispetto a questa fattispecie, però non è chiarissima questa situazione, insomma, che potrebbe ingenerare qualche difficoltà. Io propenderei per il discorso comunque della sfiera prevista, insomma, la notifica sanitaria la prevederei. Dopodiché, ecco, quel discorso della esenzione per i privati, ecco, è molto difficile anche individuare la casistica. L'acconciatori, sempre con la delibera 971 del 23 giugno 2017 sono stati approvati anche i moduli relativi all'attività di acconciatore estetista, il riferimento per gli acconciatori la legge regionale 28 del 2009
e il modulo è allegato F. Qui torniamo alla delibera 971, il regime amministrativo è la SCIA. C'è anche una particolarità della SCIA con l'autorizzazione unica ambientale, che questa è l'autorizzazione che già conoscete per quanto riguarda appunto le attività che hanno un particolare impatto ambientale, quando ci sia un consumo di acqua superiore a 1 metro cubo. Quindi questa è una particolarità, è previsto dalla stessa tabella A, e il modulo del verbale della conferenza unificata del 4 maggio nasce già con indicazioni di integrazione e modifiche per normativa regionale, quindi è uno dei casi in cui il modulo è aperto, perché è definito, diciamo, viene integrato dalla normativa regionale, nasce già come modulo aperto. La SCIA va fatta per l'apertura, ma anche per il trasferimento della sede, trasferimento gestione o ampliamento locali. Regime amministrativo SCIA anche per l'estetista, la norma di riferimento è la legge regionale 2991, il modulo è l'allegato G, la stessa disciplina degli acconciatori, quindi abbiamo esattamente la stessa indicazione che vi ho detto prima. Ecco, ci fermiamo qua per quanto riguarda l'esame dei moduli, perché come vi ho detto non è possibile esaminarli tutti, guardarli tutti. Però per voi il riferimento è sempre la tabella A, cioè questa tabella A è quella che la tabella A dove troviamo tutti i tipi, e poi ricordiamoci che c'è questo riassunto iniziale che ci dà tutte le indicazioni delle tipologie di attività, per cui ogni volta che avete un dubbio potete andare a vedere se l'attività rientra in una di queste casistiche. Poi c'è tutta la parte di edilizia che invece tratteremo nella successiva giornata formativa, quindi sarà a parte. Per quanto riguarda la modulistica in generale, quindi il riferimento alla tabella A, i verbali di conferenza unificata e anche naturalmente il sito regionale. La regione ha dentro la pagina dedicata al SUAP, al commercio su aree private, ha questa cartella che vi sto mostrando adesso, che vedete, che contiene tutti i moduli, attività commerciali e assimilate. Quindi trovate tutto qui dentro. Qui ci sono tutti i moduli, quelli attivi per la regione Veneto. Naturalmente, se non trovate un riferimento qua specifico, andate sulla verbali della conferenza unificata e sulla tabella A. Quindi per quanto riguarda comunque la pagina del sito regionale è chiarissima e vi dà la possibilità di accedere appunto a tutta questa cartella di moduli che ritrovate in sequenza, quindi non c'è nessuna possibilità, ci sono due voci, una riferita al commercio, l'altra riferita all'edilizia. Così si presenta la pagina, tanto per farvi vedere, questa è la pagina. E questo trovate tutto, questo è il riferimento che trovate, immagino che molti di voi già li conoscono. Eccola qua, modulistica SUAP, attività commerciali assimilate e l'edilizia. Quindi così si presenta la pagina, dove trovate tutta, qui, cliccando qui trovate la cartella che vi ho fatto vedere prima con tutta la modulistica riferita per il Veneto. E vi ricordo che c'era un termine entro il 30 giugno per la prima modulistica, quella che veniva dalla conferenza del 4 maggio, e un termine del 20 ottobre 2017 che riguardava la seconda tornata di moduli, che è stata invece approvata dalla conferenza unificata del 6 luglio.
Il termine è stato rispettato, ecco, ne parlavamo anche prima con la dottoressa, quindi diciamo per la gran parte delle amministrazioni qui sicuramente è stato rispettato. E poi questo termine di adeguamento appunto era... è importante ricordarlo che appunto c'è la sollecitazione anche dell'ANCI per tutti gli enti, tanto più che abbiamo detto anche gli oneri di messa a disposizione si assolvono attraverso i collegamenti, attraverso il link, quindi qualcosa che si può fare anche diciamo in maniera agevole. L'importante è attivare questi meccanismi di aggiornamenti, cioè non rimanere scoperti, perché poi abbiamo visto che ci possono essere anche delle sanzioni su questo fronte. Un'altra cosa importante che abbiamo detto, che non abbiamo detto prima, è che rispetto alla modulistica regionale non è possibile fare nessuna modifica comunale, cioè non è che un comune si fa una disciplina, si mette un documento in più, si mette ma io voglio anche la planimetria di X, perché non esiste, cioè i moduli sono quelli, esistono quelli unificati del verbale della conferenza unificata, dopodiché esistono quelli regionali che sono stati adattati, quindi per voi sono per lo più quelli regionali, perché c'è già la modifica e il recepimento di quelli verbali e basta, non c'è un adattamento, ma io mi faccio un modulo che comprende in più le dichiarazioni di questo e quell'altro, non c'è nessuna possibilità, quello, ecco. E lo dice chiaro anche la delibera 971 del 23 giugno 2017 della Regione, se mai ci fosse stato un dubbio, lo dice che questi moduli ovviamente valgono per tutti i comuni che non possono assolutamente apportarvi modifiche, e viene precisato comunque. Il meccanismo di aggiornamento da parte della Regione è già previsto attraverso appunto i decreti della struttura preposta del commercio, e quindi anche lì ci saranno delle revisioni, degli aggiornamenti, e quindi bisogna stare sempre allerta, informati e sul pezzo, come si suol dire. Io mi fermo qui, abbiamo poi gli argomenti che sono sorti in base alle domande, e adesso lascio la parola al professore. Grazie. E io parlo in piedi perché sono stato seduto tanto tempo e perché mi viene meglio e perché giustamente abbiamo una serie di casi pratici, come negli altri incontri che abbiamo visto, che ci premono. E il primo di questi è la circostanza di quanto sono condizionato dalle dichiarazioni del professionista. Professionista che mi dice che la competenza è, oltre che mia, autorità procedente di qualche altra amministrazione, e me la individua lui. Professionista che mi presenta gli elaborati come li ha fatti lui. Professionista che ritiene lui quando far partire l'attività o meno. E il primo caso è la circostanza di come il professionista ritiene si inserisca il negozio, uso volutamente il termine negozio, non uso esercizio di vicinato, media struttura, eccetera, all'interno di quello che chiamavamo già sotto la vigenza della 15 e adesso anche della 50, legge sul commercio, sottinteso, il cosiddetto piccolo, il centro commerciale di media struttura di vendita. Cioè abbiamo una serie di valutazioni sottese alla discrezionalità del professionista. Ma il caso concreto è sempre quello numero uno, cioè di colui che apre il ristobar e che mi fa la domanda di ristobar, e che però il vicino viene a dire che quello è un ristorante e pizzeria, e che poi anzi in realtà non solo questo, ma fuori ha messo anche una panchina e che quindi c'è anche un plateatico
e che questo qua tiene aperto dalla mattina alla sera, negli orari che dovrebbe fare bar benissimo, poi manda fuori pizze che vengono mangiate fuori, non ha neanche un bagno, per cui tutto avviene sulla pubblica via, magari in centro città. E che cosa sta facendo il comune? È un bar, è un ristobar, è un ristorante, è una pizzeria take away o comunque food, cosiddetto finger food, diciamo alimentari per asporto. Uso il termine volutamente generico. Responsabilità dell'amministrazione, 1. Tutela del terzo, 2. Moduli che non ci sono, 3. Allora, se volessimo dare delle linee guida sia ai professionisti che, come abbiamo detto il primo giorno, fanno un contratto con il privato di diritto civile, cioè io, vi ricordate, un caffè buono in tazza pulita e do una moneta buona, voglio un caffè buono in tazza pulita. E se tu, ingegnere, geometra, architetto, ragioniere, non me la fai, rispondi, e se non rispondi tu, risponde la tua assicurazione. L'importante è che io non faccia causa allo Stato. Vi ricordate il primo giorno? Siamo ricordati sempre. Tu, amministrazione, che cosa devi fare? Attività di vigilanza. Abbiamo detto non più 100 dipendenti, 10 dipendenti, anziché fare provvedimenti amministrativi, fanno attività di controllo. Cosa sono responsabili del controllo? Lo ricordiamo ancora. Turnazione nelle verifiche, secondo la mia capacità di pianta organica, più esame nell'ordine di protocollazione degli esposti. Questo abbiamo ricordato per evitare che un domani qualcuno venga a dire alle amministrazioni che abbiamo guardato dall'altra parte anziché guardare e vigilare dove interessava, e come mai certi esercizi hanno sempre le macchine parcheggiate in doppia fila e che sono aperti 24 ore al giorno e che sostanzialmente eccetera eccetera, e nessuno fa niente, i vigili non vanno e i bagni non ci sono, l'USL non va, il comune, l'ufficio commercio dov'è, eccetera eccetera. Mentre altri sono controllati 40 volte al giorno. Ecco che avevamo detto regolamento, lo ripeto solo, ma è un piccolo riassunto, farsi fare il regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma terzo, con delibera di giunta, regolamento uffici e servizi, copertura di delibera aggiuntale, regolamento uffici e servizi 48,3 che stabilisca le modalità di vigilanza in via ordinaria e sull'esame delle segnalazioni. Ma abbiamo sempre questo caso qui, cioè il caso detto in termini giuridici della pluriqualificazione. L'idea del legislatore qui è stata duplice. 1, faccio i modelli, perché i modelli standardizzano. E perché standardizzano? Perché anche lo spagnolo che viene, piuttosto che l'olandese, piuttosto che il tedesco, piuttosto che il greco, che arriva ad aprire un'attività qui, deve avere una cosa standardizzata, almeno regione per regione. Tendenzialmente sarà Stato per Stato, tendenzialmente sarà un unico per l'Unione Europea. Siccome però le regioni hanno potestà legislativa e ogni regione aveva la sua legge, sul commercio, sull'urbanistica, come era giusto che fosse, il senso dell'autonomia e della specificità, paesaggio alpino, paesaggio lacustre, paesaggio, e ogni comune aveva il suo PRG e quant'altro. La questione caratterizzante era una legislazione regionale che però deve essere unificata sul criterio dell'economia. Siccome il criterio principe è la libera circolazione delle persone e delle imprese, io olandese, io belga, io lussemburghese non devo essere sottoposto, ma devo preventivamente valutare costo, tempo, bancabilità, abbiamo detto il primo giorno, di aprire un ristobar a Vicenza, posto che oggi siamo a Vicenza, a Belluno, se eravamo ieri, Rovigo, Verona, Padova, dove saremo. Chiaro. La regione, primo punto di riferimento, è stato detto oggi, lo ricordiamo, ci serve per risolvere il primo caso. Il
caso che abbiamo per le mani è: mettetevi come imprenditori, mettetevi come consulenti dell'imprenditore, mettetevi come pubbliche amministrazioni del comune e dell'USL. Abbiamo Tizio che vuole aprire il Risto Bar. Allora, io privato cosa devo fare? Io consulente del privato cosa devo fare con la modulistica? Io pubblica amministrazione che ricevo questa modulistica cosa devo fare? Come comune cosa devo fare come USL per verificare la situazione, che cosa c'è dentro in quel locale, cosa si sta facendo, cosa succede se sbaglio, cosa succede se non faccio, primo caso. Su questo si innesta una serie di varianti, perché il privato giustamente va dal consulente e dice: ti pago, ti responsabilizzo, dimmi tu. Ma il consulente non sa, e cosa fa? Alza il telefono e chiama negli uffici pubblici e dice: ma voi qua come fate, come vi comportate, come la vedete, eccetera, eccetera. E uno deve fare metà del tempo a fare consulenza di qua. Donde la prima domanda, qui andiamo avanti con una serie di domande proprio da prontuario. Devo fare la consulenza o non la devo fare? Allora sappiamo che è scritto nella circolare che dobbiamo dare supporto, dobbiamo dare consulenza, eccetera. Benissimo, c'è scritto, è un profilo vincolante, la circolare ha carattere cogente verso i funzionari che sono in struttura, pertanto va eseguita. Ma fino a che punto devo dare consulenza? Tanto da assorbire, scusate, prendere completamente l'attività, dove sei tu consulente, sei pagato per questo, non è che dopo il privato paga a te e tu gratis prendi da me e dopo io sono, perché a questo punto mi tolgo la giacchetta di cosa, mi metto il camice e faccio io la consulenza. Allora la consulenza va fatta. In che termini va fatta la consulenza? In che termini va fatta la consulenza? 1. Ricordando che quello che fa fede è la modulistica, che ha un duplice vantaggio, la standardizzazione e anche in qualche modo la deresponsabilizzazione. Standardizzazione, tutto è uguale, e la circostanza di far fede a discapito sottraendo discrezionalità. Qual è il passaggio successivo? Diciamocelo signori, diventano superflui gli uffici, perché a quel punto si farà un unico modello in una centrale unificata, non più il comune Tizio Caio Sempronio, ma un unico centro, speriamo che non sia in Tunisia, in base al quale il reperimento, o in Albania, il reperimento col call center, in cui come catasto appunto, in cui il reperimento di questo farà sì, via app, che ti hai la tua scia protocollata e a quel punto parti, che è lo scopo ricordato fin nella prima lezione, cioè la circostanza che fare provvedimenti costa, che il pubblico dipendente costa la prima voce di spesa. Chi lavora nei comuni sa perfettamente che quando ci sono i 3 capitoli catenacciati del bilancio del Consiglio Comunale, che entrano già in Consiglio Comunale, in cui i consiglieri non possono mettere becco, e che sono appunto gli ammortamenti, gli immobili e gli stipendi, quelli giustamente su quelli non c'è discrezionalità del Consiglio Comunale. Bene, allora prendiamo atto che prima roba da dirgli è: guarda, fa fede la modulistica, mi telefonano, fa fede la modulistica. Dice: non c'è nel modulo, non lo capiamo, eccetera. Non trovi il modulo, non ritieni che ci sia, fa fede la legislazione generale della 241, guardati, fai tu il confronto fra legislazione statale e regionale e applica quella più favorevole. Allora qualcuno degli uffici tecnici qua si ricorda quello che era sostanzialmente il regime in caso di variante urbanistica, le norme di salvaguardia. Norme più salvaguardia era, la regola generale era: finché c'è una variante si mette nel cassetto e si aspetta. Una regola, diciamo, giurisprudenziale, un po' di buon senso, era: applico la più restrittiva fra le due, per cui se la restrittiva è quella nuova e poi viene approvata in CTR quella nuova, sostanzialmente sono stato dentro.
Se non viene approvata e torna quella vecchia, va bene, allargherà. Esattamente il contrario, se era più restrittiva la vecchia, resto con la vecchia, se poi la nuova viene approvata, si allargherà. La più restrittiva fra le due. Il problema già allora che avevamo però qual è che era? Tra un aumento di cubatura, che è sicuramente più favorevole, però una limitazione del cambio di destinazione d'uso, che è ovviamente più sfavorevole. Qual è la norma più favorevole quando contiene tutte e due le cose? Come faccio a giudicare qual è la norma più favorevole? Allora si dice, guarda, la norma più favorevole si applica perché ce lo dice la conferenza, perché ce lo dice la GRV, la delibera di Giunta regionale Veneto. Però sta sempre all'interessato, è un giudizio dell'interessato l'applicazione della norma più favorevole. Sono io che ti dico che applico questa norma perché ritengo che sia a me più favorevole. Cioè il giudizio di favore spetta all'istante. Non sono io a dirti qual è la norma a te più favorevole. Sei tu che mi dichiari che tra la normativa statale e quella regionale applichi quella regionale o quella statale, cioè quella che tu ritieni essere più favorevole. Anche perché, ribadisco, non è che quella più semplice è quella più favorevole, perché io privato cittadino, come abbiamo detto fin da sempre, potrei anche aver bisogno, vi ricordate il primo caso, della bancabilità di Tizio che andava e già non è bancabile e aveva bisogno di finanziamento, no, dico io voglio il pezzo di carta scritto col timbro, perché in banca non mi danno il mutuo, se no devo fare, come abbiamo detto la prima volta, la fiduzione della zia che sulla pensione viene data. Quindi il primo punto è il modulo, stare dietro ai moduli. I moduli sono un binario, certo, come una gabbia, che però è anche un sostegno, mi tiene dentro e mi protegge, è una griglia. Il secondo, applicazione della norma più favorevole. Chi dice qual è la norma più favorevole? Devi dire tu, perché sei tu privato che fai il conto profitti e perdite e quale è più favorevole per te. Non sono io che devo dirti qual è la norma più favorevole. Io devo anche, casomai, vigilare. Terzo elemento, ti do, in ogni caso, dopo averti dato questo primo avviso e questo secondo avviso, ti do comunque la consulenza. Dicendo, la consulenza che io vengo a dare solo spirito collaborativo e nell'intento di far agevolare la riforma non costituisce affidamento, non instilla affidamento, cioè non venirmi a dire che siccome al quesito astratto ti ho risposto così, a quel punto sono poi vincolato, punto, beh certo. E il terzo punto e il quarto punto è che non si risponde a quesiti specifici. Si parla di quesito specifico, cioè se presentando la quarta, la quinta, cioè quello non è consulenza. Che cos'è la consulenza che ci viene richiesta dalla circolare? È una risposta a quesito generale. Non è consulenza la risposta al quesito specifico, per due motivi. Uno, perché non è attività consultiva, di cui è l'articolo 16 della 241, che è considerata un'altra cosa. Due, perché è anticipazione di risposta dell'amministrazione, che rischia di vincolare l'ufficio, mentre io poi voglio venire a vedere che cosa è successo e non posso io, essendo anche non responsabile dell'ufficio, perché lavoro nell'ufficio, ma posso non essere responsabile, o essere anche responsabile, ma non quello che poi valuta successivamente, pro tempore. Allora, senz'altro il quesito, senz'altro dopodiché si dice non è attività consultiva che possiamo dare, è un quesito specifico. Ma voi dovete dare consulenza, sì consulenza, non quesiti specifici. Cioè quesito specifico che vuol dire guardami la pratica prima che te la presenti, non c'è. Cioè non c'è l'attività, per dirla, di conferenza di servizi preliminare. L'attività di quel tipo è solo prevista dall'articolo 14 e solo per progetti di impianti produttivi di beni e servizi o impianti di particolare complessità, rigassificatori, centri commerciali, ma parliamo di robe statisticamente. 1. I moduli, guardi i moduli. 2. Faccia lei un giudizio di prevalenza sulla norma che le ritiene applicabile. 3. Le do un parere consultivo, non vincolante per l'ufficio. 4. Non posso rispondere a quesiti specifici, per due motivi. 1. Perché non le interessano. 2. Perché
valgono come parere personale, tutt'al più, 3 perché non possono vincolare l'ufficio, 4 perché il responsabile dell'ufficio pro tempore ha lui la responsabilità della gestione dell'ufficio, magari anche discostandosi dall'orientamento del suo predecessore, purché motivatamente, perché viene a incidere sull'affidamento del privato. È una blindatura? Sì, senz'altro. Non ci sono moduli sufficienti. La scelta del modulo spetta ancora una volta al privato, perché ogni modulo, in quanto stampo, giustamente ha una sua possibilità di dilatazione. Abbiamo già visto nelle slide precedenti che ci sono attività che possono andare dentro una e anche l'altra, cioè la cosiddetta pluriqualificazione. Chi deve pluriqualificare? Chi è che qualifica all'interno? Il privato. Sei tu privato che dici che quella cosa che vuoi fare sta dentro quello stampo là. Sei tu privato che devi scegliere, perché è tua l'iniziativa economica, è tua la bancabilità, è tua il rischio d'impresa. Non va bene, sei tu che fai il fallimento. E quindi siccome giochi con i tuoi soldi, operi con i tuoi soldi, devi scegliere tu, sta a te. È come una partita di scacchi, sei tu i bianchi. L'amministrazione è i neri. Attenzione, sì, sotto il profilo scacchistico, dopo ognuno... Cioè è la reazione, azione, i pezzi bianchi, reazione, i pezzi neri, che voi sapete, insomma, i neri è sempre il maestro che ha la parte nera della scacchiera. Sei tu che fai la pluriqualificazione, devi partire tu. Ma, ed è l'altro caso che si pone sempre su questa Aristobar, cosa c'è di concretamente dentro lì? E allora qui arriviamo sulla circostanza che la modulistica copre molto, ma non copre tutto. E soprattutto che ogni professionista ti presenta il progetto come vuole. Ti presenta il progetto come vuole. Allora, per darvi l'idea di qual è un po' il futuro e quali sono un po' le garanzie di questo, è la circostanza che valutazioni che una volta facevano gli uffici, cioè il certificato igienico sanitario, per capirci, che facevano le USL, una volta, con la modifica dell'articolo 20 del 380-01, faccio un esempio dell'edilizia, ma ci capiamo solo dovrebbero il condizionale d'obbligo, per le ragioni che verificheremo subito, essere date da un giudizio di conformità che deve essere fatto dal professionista, dal tecnico abilitato, secondo una tabella ministeriale, cioè è ancora una volta il tecnico che dice sì, sono dentro la voce 1, 2, 3, esattamente come fa il termotecnico quando mi dà le categorie degli uffici, A, B, C, D, e categoria energetica A, B, C, D, E, F, G. In quale tabella? Cioè si sostituisce, attenzione qua che questo è il passaggio logico che mi interessa, il giudizio di valore, la discrezionalità amministrativa dell'ufficio, che va in luogo e guarda e dice sì, va bene, non va bene, ben dai, insomma, il prudente apprezzamento del tecnico, con invece una dichiarazione di uno che mi dice sta dentro queste tabelle qua. Giudizio di valore, bello, brutto, alto, basso, dichiarazione di scienza, 1, 2, 3, 4, 5. Giudizio di valore, soggettivo, è alto, è bello, è brutto, è giusto, è ingiusto. Dichiarazione di scienza, è vero, non è vero che rientra nel primo, è vero che non rientra nel primo, è vero che rientra nel secondo, è vero che rientra nel terzo. Essere, non essere relativamente a un dato oggettivo, essere o non essere relativamente a un dato discrezionale. Dichiarazione di scienza, giudizio di valore. Si vuole sostituire il giudizio di valore, discrezionalità amministrativa, con la dichiarazione di scienza. Prima tabella, seconda tabella, quarta tabella, quinta tabella. Ci sono le tabelle ministeriali per l'articolo 20? Non ancora. Quindi andiamo col vecchio sistema. Finché non ci mette le tabelle è chiaro che non è scattata in capo alla responsabilità del tecnico la possibilità, anche volendo, di dirmi in quale stato mi trovo, e quindi ovviamente l'igienico sanitario lo devo ancora dare col vecchio sistema, semplicemente perché lui ancora non può fare una dichiarazione su parametri che ancora non ci sono. Allora,
per il momento la SCIA ha ancora un'ampia discrezionalità, perché sono io privato che, e abbiamo detto fin dal primo giorno, io vado dal professionista che mi risolve il problema e che mi dice sì, secondo me sta dentro, e questa discrezionalità si paga con la firma e la responsabilità che abbiamo detto civile, penale, amministrativa di aver firmato da parte del professionista che è dentro quella parte là, secondo il suo giudizio di professionalità. Ma io amministrazione, come faccio a sapere cosa si fa là dentro? Cosa si fa là dentro? Che non capisco neanche se ci sono i tavoli, i tavolini, se quello fuori è un arredamento o è plateatico. Torniamo sempre al nostro risto bar, pizzeria, takeaway, eccetera, eccetera. Vendi e fai, cioè dentro non si può consumare se è takeaway, anche se ci sono le mensole. Posso consumare, ma nei limiti della superficie, quindi il rapporto tra posti a sedere e superficie, se è risto bar. Ma se ho dentro più persone di quelle che sono previste, come risto, perché dico quelli sono clienti che takeano, che sono lì per l'asporto. Cosa faccio? E se quello finché aspetta mangia il panino, e siamo arrivati a questo, è questo il punto. E se uno chiede di andare al bagno e non ci sono i bagni, allora se è risto sì, devo avere la separazione come era, vi ricordate, per i vari settori merceologici, per cui dovevo separare un settore da quell'altro, l'alimentare da non alimentare, tirare esattamente, o come era una volta sala da pranzo con certe e sala bar, per capirci, parliamo della 426 del 71 di venerata memoria. Allora il punto di riferimento è: devo fare io l'ispezione? La risposta che stiamo dando è che quando uno sceglie un modulo, dichiara dentro il modulo quello che è. E io devo fare le ispezioni esattamente attenendomi a quello che ho detto prima, cioè al regolamento che mi sono dato come struttura di ispezionare. Guai se vado fuori da quello, perché ora vuol dire che sono andato a controllare quello anziché quell'altro e sono andato fuori dal giro. Lui va ispezionato secondo i criteri che siamo dati in base alla tipologia, alla pianta organica, eccetera. Che cosa posso fare però? Posso farmi prendere anche in giro, diciamo, da una SCIA? No. Se in una SCIA non capisco che cosa c'è dentro, il tavolo, non tavolo, è arredamento, non è arredamento, la panchina è posto a sedere, il tavolo fuori, mi aumenta il numero dei commensali o me la diminuisce? È la mensola con i sedili è un posto a sedere di arredamento, e dice, dice l'architetto, no, questo è arredamento. Questo è arredamento, un complesso di arredamento, mensola che corre tutto attorno con tanti sgabelloni tutti attorno e mensola, no, dice non aumenta. Allora, dove io non capisco, dove la rappresentazione grafica non è, nei 60 giorni lì sì, lo fate subito, dichiarate che la SCIA non è rappresentazione congruente che consenta i poteri valutativi. E io mandate subito. No, questa è una non SCIA. Dice, ma sta dentro i moduli? Risposta del privato. Io è stato dentro i moduli. Certo che sta dentro i moduli, ma non mi consente i poteri di valutazione. Per cui per me, io non ho capito se tu sei dentro o no. È una non SCIA. E ormai abbiamo ipotesi di non SCIA e il passaggio successivo di non SCIA, cioè una dichiarazione che ha l'apparenza ma non ha la sostanza della SCIA. E quando è che non ha la sostanza? Quando dalla rappresentazione grafica, ancorché sia stato presentato il modulo, io non sono in grado di capire. Dice, mi tocca andare fuori. Sì, ma in base alla capacità di valutazione che ho, io andrei fuori seguendo l'ordine delle segnalazioni che mi sono arrivate via PEC di andare in giro a guardare gli abusi edilizi, del giro di ispezioni che devo fare territorialmente. Non ci siamo, non ci sto dentro.
o dovrei saltare l'ordine e quindi rischiare di mandare in decadenza altri. E guarda, è una non scia. Cioè non pensare di aver il titolo per partire. Questo sistema della non scia, che sta emergendo in giurisprudenza, mi vale a dire che a questo punto sì, era stato accennato, lo riprendiamo, è una falsa dichiarazione, è una non dichiarazione. Cioè mentre il problema delle false dichiarazioni si prescrivono, abbiamo detto, con accertamento del falso, e allora abbiamo detto i 6 anni perché è il termine di prescrizione del reato, quando riteniamo che la scia non mi metta in condizione di, io ti dico che tu, a mio parere, non hai presentato una scia. Cioè perché dalla documentazione io non capisco. Non capisco. Quale potere faccio scattare allora? Faccio scattare il potere che tu devi integrare, ma allora l'integrazione non è ampliamento di una scia protocollata, ma diventa nuova scia. Su questo punto, guardate, siamo ancora in una situazione molto fluida, ma è chiaro che la frontiera è là, perché la difficoltà è quella. Siccome l'idea è il meccanismo 0-1, 0-1, bisogna vedere se quello che depositi, protocolli, mandi la PEC, quello che è esattamente una scia. Ecco perché la modulistica ci aiuta moltissimo, perché la modulistica standardizza e quindi buona parte di questi problemi sono risolti dal modulo. Se c'è dentro quello che c'è nel modulo, va bene, hai fatto quello, hai riempito correttamente, né più né meno quello che è stato richiesto in via di omogeneizzazione, a questo punto tu hai fatto il tuo dovere e io farò le mie verifiche nell'ordine normale. Ma se mi capita una scia che pur avendo tutto gli elaborati, quindi è formalmente completa, ma non coerentemente rappresentativa, io ritengo che quella non sia una scia. E te lo dico subito. Non si tratta di far scattare i poteri di verifica di una scia, ma di avvisarti che non sei in scia e che giuridicamente non potresti neanche cominciare per quanto mi riguarda. Perché non è una scia sbagliata, è una non scia. È la stessa roba che dire, ti vendo la mia macchina, scusate chi ha già capito abbia pazienza, ma bisogna che arriviamo tutti su questo concetto, che è molto, voi capite, è un crinale molto scivoloso. Ti vendo la macchina, va bene, fissiamo il prezzo, quant'è? 1 euro. Per carità, va bene. Dici, io sono d'accordo. D'accordo, te la vendo io, è mia, te la vendo, mi va bene 1 euro. Dov'è il problema? Non parte. Per 1 euro volevi anche che la macchina partisse. Vai. Non è che per caso lì c'è una donazione e vogliamo metterci dentro un finto prezzo per evitare le tasse della donazione e quindi un intento elusivo, per cui formalmente è un prezzo ma sostanzialmente non può essere l'equivalente di una macchina per quanto scassata 1 euro. 1. 2. Se poi dopo lo riteniamo tale, essendo talmente fittizio, non scattano neanche le obbligazioni e le responsabilità. Per 1 euro vuoi anche che la macchina parta? Mi hai pagato 1 euro, mi hai responsabilizzato per 1 euro, prendila, andrà bene venduta un tanto al chilo, comunque ci guadagni. Lascio stare la presupposizione negoziale, mi è venuta una macchina, quindi io pensavo che servisse per, eccetera, errore sul fatto, errore sul motivo, errore sull'oggetto, presupposizione negoziale, tutte questioni su cui non vi intrattengo. Mi serve solo l'esempio. Stessa roba dell'euro e della macchina, portatelo sulla scia. Ci sono tutte le carte previste dal modulo, ma non sono, tra virgolette, buone, non sono rappresentative. Mi hai fatto la fotografia, ma è sfuocata. Mi hai fatto la fotografia, sì, ma è in scala ridotta. Sta sala sembra vuota se io tengo qua, perché c'è una fila con gente, la seconda fila, una fila senza gente, la prima fila, è riempita al 50%. Guardo invece ed effettivamente mi pare che siamo un po' di più, che la sala non è vuota. Chiaro? Bene. Passo successivo. Di fronte a una non scia, a me, amministrazione, non scattano i doveri di
e i termini della ispezione, a te privato non scatta neanche il diritto di, ma per me è una scia, a tuo rischio e pericolo, a tuo rischio e pericolo, perché se non è una scia, non è valutabile, non è una scia. Quando una scia è tale, quando è valutabile, chi decide che è valutabile? L'amministrazione. Sia. Tu privato decidi su quale modulo riempire, quello dell'ambulante, quello del takeaway, quello del risto, quello del bar, del ristorante, del bar, del risto bar, del takeaway, eccetera, eccetera. Del cibo etnico, e dopo parliamo di questo perché è anche il caso pratico nei centri storici, il problema delle attività specifiche nei centri storici, limitazione, l'unico potere regionale che rimane della 50 e che non è superato da questa normativa riguarda le attività caratterizzanti, cosiddetto caratterizzante, che va in deroga alla Bolkestein per capirci e quindi va in deroga a tutta questa disciplina che è di derivazione comunitaria. Ma questo lo vediamo dopo. Se il privato, lui sceglie quale modello fare e quindi muove il suo pezzo bianco sulla scacchiera e sceglie lui dove partire, io amministrazione però devo vedere se quello che lui ha rappresentato è coerente e questo lo valuto io. Siccome lui fa e io valuto, lui sceglie e ritiene quale modulo riempire e ritiene di averlo riempito, io guardo se secondo me è sufficiente perché io eserciti il potere di valutazione. Non posso chiederti carte in più, non posso fare una valutazione differente sotto il profilo quantitativo, per cui tu mi riempi con le carte necessarie per essere modulistica, con la scala, eccetera, eccetera. Io posso dirti che da quella documentazione no. Sarà il punto su cui ce la giocheremo, signori, perché sarà questo il punto sul contenzioso. Quello dice ho fatto, quell'altro dice non hai fatto. Siccome tutto è, non è bello e brutto, è giusto o sbagliato, ma c'è o non c'è, 0, 1, senza giudizi, meccanismo. Bisogna vedere se il meccanismo è passato, se l'interruttore è scattato o no. Questa è la partita su cui veramente saremo in seria difficoltà. In seria difficoltà. Uno può dire, ma in realtà qui effettivamente la modulistica va in dettaglio. Qual è la reazione che sta preparando? Perché giustamente le prime domande sono su questa roba qua. Quella non è una scia, quello non è una domanda, quello non è un corretto completamento di, io non riesco ad andare a vedere. Dice, vado fuori a vedere, puoi anche andarci la prima volta, puoi andarci la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Arriverà la X volta in cui anche facendo gli straordinari non ce la fai. Allora il primo screening è, c'è una corretta compilazione del modulo? Se c'è la corretta compilazione del modulo, questo responsabilizza il privato, responsabilizza l'amministrazione e la mette anche al riparo, ha fatto quello che formalmente gli veniva chiesto. Ho dubbi o non riesco a esprimere, ritengo di non poter esprimere senza andare fuori, allora non ho una corretta rappresentazione della realtà, perché il senso della modulistica e il senso dell'attività che fa carico al privato consulente, abbiamo detto il primo giorno, guardate che l'orientamento è che l'istruttore la faccia il privato a pagamento suo con i suoi professionisti e che l'amministrazione la guardi. Io dico, io senza uscire non riesco a capire se è giusto o sbagliato. Se senza uscire, cioè se senza una rappresentazione della realtà, se senza una ispezione della realtà non riesco a capire, vuol dire che quella rappresentazione della realtà, la fotografia, che in realtà è un grafico, un progetto, un planivolumetrico, un conteggio, una tabella, un modello, quello che è, la rappresentazione della realtà, non è identificativa della realtà. Che vuota sta sala. È una falsa rappresentazione della realtà. Allora, quando io dalle carte non riesco a dire sì, no, è giusto o sbagliato, quella non è una scia. E siccome ormai si gioca su questo, mettere tra le pieghe, ecco, si fa eventualmente anche mettendo con possibilità per piccoli tratti,
o in casi eccezionali di... Arriviamo al punto anche, a questo punto mi aggancio, mi viene bene. Ci ha parlato dove è andata? I servizi veterinari, dell'USL, dove è andata a finire? Eccola qua, sì. Giustamente il problema delle fiere e sostanzialmente delle attività accreditate o registrate presso altre USL. Arriva, esempio, di cui prendo senz'altro nota, per la fiera che si tiene qua a Vicenza partecipano parecchie altre ditte. La prima roba che fanno è telefonano, cosa devo fare? Prassi e affidamento. Coloro che erano già, la regione l'anno scorso, coloro che erano già, che sono già accreditate presso altre semplicemente vengono inserite in un registro anche qua e sostanzialmente erano buone là e sono buone anche qua, le consideriamo già accreditate. Fossi io quest'anno non si sa, fossi io il consulente di quella ditta, cosa faccio? Per non sbagliare faccio sempre una scia. Per non sbagliare, in assenza di linee chiare, in assenza di una liberatoria a livello regionale che mi dice sì, riconosco il tuo accredito qua o là, in assenza di una disposizione statale che mi dice che l'accredito lì vale anche come accredito qui e non vale, perché se io sono la ditta che produce un'ottima ricotta in Trentino e devo venire qui anche in realtà i parametri e i sistemi e le valutazioni, pur essendo, devo procurarmi un'altra registrazione, un altro accreditamento, eccetera, anche temporaneo, io sostanzialmente faccio il copia e incolla di quello che preparo la modulistica Regione Veneto, stabilisco quello che è e apro. Perché? Perché come ditta io devo precostituirmi un titolo. Poi magari la cosa finisce prima che si esercitino i poteri, perché è chiaro, non è edilizia, quindi non ha 30 giorni, se non è edilizia hai 60 giorni, ma è chiaro che non è che la fiera dura 60 giorni, non ne dura neanche 6. E quindi è evidente che prima ancora che concretamente, ma mettiamo il caso che arrivi l'ufficio a controllare in fiera, perché si segnala, perché ci sono i consumatori, perché ci sono i gruppi, perché sono i concorrenti, dicono guardate che sono arrivati quelli da fuori, i quali hanno un regime quantomeno disinvolto di promiscuità su sta roba qua, perché ecco, si avvicinano di pranzo, quindi non descriviamo nel dettaglio quello che fanno, pochissimi, la maggior parte sono, anzi quasi tutti sono molto bravi, fa l'ispezione, dice dov'è il tuo titolo? Allora, se c'è la copertura che dice sì, questi sono accreditati, benissimo, non c'è questo titolo, io come privato devo avere qualcosa in mano. Io guarda che ti ho presentato una scia, la scia costa relativamente poco, presentala, perché un conto è presentarti con qualcosa, un conto è presentarti senza. E a me ufficio che tu ti sia presentato con qualcosa, mi mette in condizione di farti una verifica o di non farla, se non posso, se non arrivo, se non c'è, eccetera, eccetera, se non ci sono condizioni eccezionali per cui devo derogare all'ordine di cui abbiamo già parlato e su cui non torniamo. Ma se vengo ispezionato tu hai un titolo. Altrimenti dici perché sei qua? Perché ti ha invitato l'ente fiera? Che poi non è vero perché sei tu che hai chiesto di intervenire? Cioè io, come amministrazione mi trovo in caso di ispezione a vedere che non ha nemmeno astrattamente un titolo giustificativo. Non dico un titolo buono, ma nemmeno un giustificativo. A tutti i consulenti quindi do il consiglio, che è il quarto consiglio. Allora, prima la modulistica, secondo bilanciamento, capo di... Terza la parte della consulenza, e consulenza non è dettaglio. Quarto, per i professionisti, nel dubbio fate una scia in più piuttosto che una in meno. Fate una scia in più che una in meno, perché uno, vi precostituite un titolo astrattamente idoneo, due, mettete gli uffici anche in condizione di verificare o di non verificare, ma non che se vengono non trovano neanche un minimo di giustificativo, perché questo vuol dire essere fuori, essere wild, selvaggi.
sostanzialmente a briglia sciolta, e questo non può essere, Quinto e ultimo consiglio, attenzione qua, stiamo ragionando, vorrei dire proprio col buon senso, con la necessità di far partire una riforma sul cui giudizio, sulla cui bontà non esprimo in questa sede opinioni, le abbiamo già espresse puntuali e in altra sede, e quindi è qui inutile adesso parlarne, d'altronde è quella che è e dobbiamo farla funzionare nei limiti in cui possiamo. Quinto e ultimo consiglio pratico e operativo. Allora, la circostanza è che nel dubbio o in qualsiasi ipotesi rifatevi sempre alla 241. Perché? Perché la 241, essendo espressamente richiamata come testo unico, come modello, funge come criterio guida in assenza di normativa specifica o nel dubbio che ci sia normativa specifica, e non vi dico che vi fa fare le cose giuste, ma almeno vi toglie la colpa grave dalla Corte dei Conti, se siete pubblici dipendenti, vi toglie la colpa grave professionale se siete professionisti, consulenti, tecnici, quello che è. Cioè il fatto che nel dubbio, quando non funziona il modello non vi aiuta, l'applicazione della norma non vi aiuta, la consulenza non vi aiuta, la rappresentazione vera o falsa non vi aiuta, il titolo, averlo, un titolo vero non vi aiuta, a questo punto il riferimento alla 241. Se non trovate altro, quello è il punto di riferimento, quello è la misura del metro, il famoso metro che è a Parigi conservato di platino, a Sèvres, è il famoso metro, è lì, è quello. È sbagliato? Non importa, io ho fatto riferimento a quello, ho sbagliato, non sono in colpa, ho sbagliato. Vabbè, non è in colpa, perché ho dimostrato di aver fatto tutto. Cos'è la colpa? Negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di ordine, regole e discipline. Sono stato negligente, imprudente, imperito, ho fatto tutto quello che potevo, di più cosa potevo fare? Chiaro? Questi sono i 5 punti fondamentali, vedete? E allora quello del Ristobar, perché è sempre là che aspetta, sto qua, Ristobar, eccetera, eccetera. La prevalenza è esattamente il contrario del criterio, ed è quello che peraltro si vede per il dimensionamento degli esercizi. Se per la procedura si fa il più facile, il più favorevole, ed è il privato che sceglie lui quello che secondo lui è più favorevole, non siamo noi a dirglielo qual è, come uffici. Il privato dice, per me è più favorevole questa disciplina. Quindi se la procedura si sceglie la procedura più facile, quando si deve qualificare l'attività si guarda quella più difficile. Quindi mentre è un procedimento discendente sulla disciplina applicabile, se il silenzio uno mi dice 180 giorni, l'altro 60, applico i 60, se un'autorizzazione l'altro è SCIA, applico la SCIA, eccetera. Il problema è quando è SCIA più autorizzazione, SCIA unica e autorizzazione, SCIA e silenzio. Meglio avere un silenzio che un provvedimento amministrativo nei 60 giorni o avere una SCIA nei 60 giorni? Qual è più annullabile? Qual è più stabile? Quale chiedo? Io preferisco avere un silenzio a senso che una SCIA. Certo, con la SCIA parto subito, col silenzio devo aspettare. Però il silenzio mi è più solido della SCIA. È un giudizio, vedete, di bilanciamento che spetta solo al privato. E questo glielo dite in sede di consulenza. Ma quale norma applico? Quella che lei ritiene più favorevole. Ma quale è qui è più favorevole? Guardi, non posso essere io a dire qual è più favorevole. Dipende, se va a 60 giorni. Vuoi cominciare subito ad avere qualcosa di effimero, tanto l'interesse comunque è sicuro che non sarà annullato, preferisci aspettare. E se poi ma io faccio la SCIA e parto dopo i 60 giorni, è una SCIA buona, sì, è una SCIA buona, possiamo intervenire. Dopo i 60 giorni della SCIA non si interviene più, ma è la piena conoscenza successiva, la stessa roba che io sono residente qua, caso pratico che ci era capitato l'albergo a Malcesine, che ha allungato il terrazzamento,
I vicini, casa stagionale, vengono appunto a primavera, questo fa i lavori fuori stagione, quando questi arrivano sono passati 60 giorni di ricorso al TAR, fanno lo stesso ricorso al TAR dicendo io la piena conoscenza l'ho avuta questo giorno fa perché il TAR è dichiarato irricevibile, perché tu sei responsabile in quanto proprietario anche se non sei a conoscenza, è la responsabilità del proprietario con l'obbligo di vigilanza. E l'ha detto per due motivi. Uno, perché se in questo momento cade una tegola in studio a Padova, in studio a Udine, io sono responsabile come proprietario dei danni fatti ai terzi, anche se sono qua. Due, perché se fosse vero che vale la piena conoscenza mia che è soggettiva, beh io a questo punto non ci sono più ricorsi tardivi. E quindi sostanzialmente l'unico criterio oggettivo è quello della protocollazione. È un torto rispetto a quella che era l'apertura della piena conoscenza, che era il criterio per quanto riguardava i terzi? Sì, prendiamo di fatto, ma d'altronde vedete, quando c'è un provvedimento amministrativo, l'articolo 40 e 41 del Codice del processo amministrativo mi parlano della pubblicazione, Gazzetta Ufficiale, notifica civile, notifica giudiziaria o piena conoscenza, comunque ti parla della piena conoscenza e lì c'è tutta la giurisprudenza su quando è piena conoscenza. Quando vedo, io sono il vicino, vedo che la casa va su, capisco che è oltre il 10° piano e che non si può, visto che oltre i 5 metri non si potrebbe costruire, però lì è un provvedimento amministrativo che per me è sconosciuto, ma di cui vengo a conoscenza dopo perché non mi viene comunicato. Qui è una SCIA, che non è un provvedimento amministrativo, è un atto del privato. E casomai farà una causa civile con questo qua che ha tenuto nascosto, ha tenuto un comportamento scorretto, mi ha messo impedito, ma il problema è che io non faccia causa allo Stato, la SCIA si fa per non far causa alla mano pubblica. 60 giorni, Quindi quando vi chiedono qual è quello più favorevole, mi dispiace, dottore, ingegnere, geometra, architetto, però è una valutazione vostra sulla qual è più conveniente. Se le serve la stabilità piuttosto che la velocità, cioè uno dice ma voglio consumare poco, voglio correre tanto, vuoi iniziare subito o vuoi arrivare con la stabilità? Cioè, tutto non si può avere, scegli tu, è una scelta tua, l'imprenditore sei tu, l'area di impresa è tua, i soldi sono tuoi, anche se li hai presi in prestito, la responsabilità è tua, poi in base a come tu qualifichi io ti rispondo come amministrazione, io ti rispondo. Discendente per la procedura, sempre più facile, ascendente per la tipologia. Prendere sempre è assorbente. Avete visto quando è un esercizio di vicinato in centro commerciale di piccolo taglio, si chiama di media struttura di vendita, prende la struttura della media struttura di vendita, ma sarebbe un esercizio di vicinato, non importa, si prende quella più grande. È media struttura in centro commerciale e si fa con la procedura di autorizzazione per centri commerciali. Cioè quella aggravata, come sappiamo, conferenza, si va a Venezia, eccetera, eccetera, verifica unitarietà o complementarietà del titolo edilizio col titolo commerciale per evitare che si facciano cattedrali nel deserto che poi non si possono aprire, eccetera, eccetera. Quindi è vero che si semplifica da una parte, si va però a tutela dall'altra. Per evitare che cosa? Lo spezzettamento, l'abbiamo detto più volte, ormai avete capito che lo diremo ogni volta, così come tanto potere quanta responsabilità. L'altro refrain relativo è che il tutto è maggiore della somma delle parti. Vedo gli ingegneri qua che mi guardano stupiti, ma purtroppo il diritto non è una scienza esatta, secondo me non è nemmeno una scienza, ma lo dice anche Aristotele ben prima di me, ben più autorevolmente, è un'arte, così come quella della guerra e quella della politica, quindi non è né una tecnica, non è né una filosofia né una tecnica, sta in mezzo, non sta né nel theorein né nel pratein né nel poiein, dice Aristotele. Siccome era uno con una testa abbastanza grande, noi lo seguiamo e diciamo che almeno finora non è stato ancora smentito. Il tutto è maggiore della somma delle parti.
Se io guardo le singole varianti è un conto, se le guardo tutte intere, guarda te, di variante in variante mi hanno fatto una variante generale. Si serviva quando una volta c'erano incompatibilità ai consiglieri, no? Si spezzettava e quindi facevano tante piccole varianti in maniera che entravano e uscivano i consigli comunali. Facevi tutto un insieme e vedevi che era una variante, non si poteva, non si può. Ha intento elusivo. Ha intento elusivo così come quel soggetto che ti presenta scolorito, sfumato, dissolvente la scia, perché si spera che insomma in qualche modo Brasson nu, uomo se ben, passa le maccia, come si dice in dialetto. Manca un quarto d'ora. Se ci sono domande cosiddette a scottadito, cominciamo subito, perché ieri a Belluno ho finito all'1:40 e chi era fuori collegamento non è. Domande a scottadito su tutto per alzata di mano, da quello che è stato detto dalle 10:15 fino ad adesso. Salvo, aspetta che mettiamo fuori il... Ah sì, se devi dire qualcosa, fare una precisazione. Volevo aggiungere qualcosa agli argomenti che ha appena svolto il professore. Sul tema della consulenza ci sono altri aspetti da considerare, altri risvolti. Per esempio, sulla scia unica e la scia condizionata, lo sportello unico è il gestore del procedimento e invia alle altre amministrazioni. Abbiamo già detto però che le amministrazioni restano competenti ad esprimere le loro determinazioni e il SUAP fa solo un lavoro di smistamento. Ecco che allora, con particolare riferimento alla scia unica e alla scia condizionata, che lo sportello non può assolutamente permettersi di entrare nel dettaglio di indicazioni su quello che le altre amministrazioni possono o non possono fare, perché qui va a ledere proprio anche una competenza specifica delle altre amministrazioni. Cioè dovete vedere esattamente come un centro di smistamento e basta, cioè riceve, invia subito alle amministrazioni competenti, le quali devono valutare se esistono i presupposti per l'esercizio dei poteri inibitori, ma sono loro che valutano, le altre amministrazioni, se ci sono i poteri, i presupposti per l'esercizio dei poteri inibitori. Che lo sportello unico in questo caso proprio non può dire una parola su questi procedimenti. Ecco, questi qui ancora maggiore cautela, a maggior ragione sul procedimento della scia condizionata, dove tutto poi va a confluire dentro una conferenza di servizi e là si esprimono le altre amministrazioni. Quindi in questo, nella fattispecie della scia unica e della scia condizionata, lo sportello unico non deve proprio avventurarsi nel dare nessuna indicazione specifica sulle attività di competenza delle altre amministrazioni, perché sarebbe proprio un'invasione anche di campo della sfera di attribuzione delle altre amministrazioni. C'è un altro aspetto anche da considerare, che anche questo, la consulenza, lo dice anche il decreto 126, è una consulenza sul tipo di moduli, sulla modulistica esistente, cioè sulle norme di riferimento. Questa è un'attività di orientamento dell'utenza, questa è la consulenza che viene richiesta. Mi viene in mente che ci sono strutture, per esempio dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, che fanno invece un'attività di consulenza che viene fatta a pagamento. Da parte c'è dietro un compenso che viene istituzionalizzato in un tariffario che prevede un esame, una valutazione tecnica, eccetera. Questa è un'altra cosa, siamo fuori completamente di questo ambito, cioè non è la consulenza, questo è uno studio specifico che viene svolto in relazione e che ha una sua disciplina specifica e prevede anche il pagamento, quindi siamo completamente al di fuori di questa ipotesi di consulenza. Ecco, cioè, l'abbiamo chiamata consulenza, ma non è, secondo me è sbagliato, è fuorviante questo termine, cioè è orientamento dell'utenza. Ti dico
l'ambito in cui devi muoverti, ti dico quali sono i moduli, dove li trovi, quali sono i riferimenti, cioè questo è anche perché la responsabilità è sempre appunto di chi presenta l'istanza, come abbiamo detto. Questo è solo per precisare, ecco, un po'. Se ci sono altre domande siamo qua. Allora, volevo capire un po' più nel dettaglio questa non SCIA, no? Che è un istituto certamente che secondo me c'è il rischio della, come dire, della soggettività in questa non SCIA. Avevo appunto qualche esempio pratico, ad esempio in quelle dell'852 alimentari uno può dire io faccio risto bar laboratorio, cibi e bevande, punto. Quindi faccio una cosa che metto tutto. Può essere considerata una non SCIA, perché adesso non si mandano neanche più le planimetrie, quindi uno si trova su dichiarazioni verbali, ecco. Se ha qualche esempio in questo caso. Altre domande che così magari poi facciamo risposte? No, che venga qua perché se no qui è collegato, non ci sente. Non ci sentono a Rovigo, Verona. Perché in diretta è streaming. Su un caso pratico sempre per la non SCIA, no? Nel caso un libero professionista invia una SCIA e viene riconosciuta un'inizio attività e non viene riconosciuta come non SCIA, in quel momento lì l'utente dovrebbe interrompere immediatamente l'attività. Questa poi può essere ripresa, mi diceva se non ho capito male, con un'ulteriore SCIA e quindi nel momento resta fermo, insomma, ecco. Volevo una conferma se avevo capito anche giusto in merito a questo, grazie. Altre domande? Altre domande? Se no facciamo queste due risposte e poi andiamo a casa. Se ce n'è qualcuna, se no aspetta che intanto mettiamo qua di nuovo facciamo andare online il quesito, l'indirizzo del quesito, dovrebbe essere, eccolo qua. Allora, se non ci sono altre domande, nei pochi minuti che restano rispondiamo a questo per punti. Allora, primo, il problema della non SCIA è il problema. Cioè il privato si assume la responsabilità di individuare qual è la fattispecie e anche la correttezza della SCIA. Si assume con la firma, lo dice la legge, responsabilità civile, penale e amministrativa di quello che fa. L'ufficio si trova poi a valutare. Nel meccanismo previsto dal legislatore, l'idea era vieni a valutare nei 60 o 30, nei 18 mesi, nei 6 anni. Bene. Il criterio invece che sta venendo fuori è io ti presento quella che per me è una SCIA, tu rilevi che questa non è una SCIA, non rilevi che è sbagliata la dichiarazione, non ci sono le carte, cioè è mancante formalmente, non è arrivata al protocollo, prima roba, quindi non cominciate a scattare i 60 giorni. Non c'era la planimetria prevista per legge, parliamo di quella edilizia, non c'è stato di fatto, stato di progetto, non c'è calcolo del cemento armato, non si fa con la SCIA, ma insomma non ci sono gli elementi previsti. È formalmente a posto, cioè ha la protocollazione e tutta la documentazione legata richiesta, tutta firmata sotto la propria responsabilità. Quindi vuol dire che il professionista è scattata la responsabilità del professionista, perché quando io metto a protocollo esce dalla disponibilità del professionista, è come la pubblicazione dell'articolo. Non è più nel mio dominio, è diventata una cosa pubblica, non posso più sostanzialmente, come la foto presa in luogo pubblico, eccetera, non ho tutela, perché ho io rinunciato, ho pubblicato. Quindi ho dichiarato e ho assunto la responsabilità. L'ufficio ha i 60 giorni, a quale condizione però? Che quello che è arrivato per l'ufficio sia una SCIA, non basta che io la dichiari come una SCIA. Bisogna che l'ufficio riconosca che sia una SCIA.
Quando l'ufficio riconosce che è una scia? È quando ha tutti gli elementi, senz'altro. Quando dagli elementi può già fare una valutazione, la valutazione formale della coerenza. Per esempio, se il piano volumetrico mi manca di un piano, o mi manca di una stanza, o mi manca dei numeri dei posti a tavola, oppure c'è scritto bagno, sempre parliamo sempre di sto bar che è quello più problematico, è quello. Allora il problema è quando la legge non prevede più, la legge intendo le fonti, legge, decreto legislativo, regolamento, giù, finché si vuole, non prevede più che il privato mi dia la piantina, per cui non so dove sono i bagni, quanti sono, eccetera. Allora a me basta che lui dichiari sotto la propria responsabilità che ha X metri di sala da pranzo o comunque di sala, 2 entrate a norma, 3 o XY numeri di posti a sedere, tot bagni divisi a seconda dell'ampiezza, uomo e donna, disabili, eccetera, eccetera, o un unico bagno per tutte e 3 le categorie a seconda della tipologia. E che cosa fa? Sotto la sua responsabilità. A questo punto la scia è completa. È una scia blind, cioè io non vedo la stanza, è cieca, però pur avendo le mani sugli occhi e li tengo anche fissi e gli occhi chiusi, ho qua l'avvocato Paglia che mi dice: siamo una stanza con travatura in legno ondulata e ci sono poltroncine blu, mi dice quanti sono per fila, quanti sono le file. Ci sono sulla sinistra, c'è alla sinistra la porta, c'è la cabina di regia, un palco con tot, ecco, me la descrive. Dopodiché se io vado e trovo, se uno mi descrive tutto, la prima domanda, è lecito, io devo stare allo star del credere. Poi dopo trovo, ha fatto meno, bene, ha fatto di più, peggio per lui, però quella è una scia. Se è il legislatore che mi dice a te per valutare ti deve bastare la sua dichiarazione, anche se non ti allega più la piantina, uno, non posso più chiedergli la piantina, dimentichiamocelo. 2, il modello mi dà garanzia, mi blinda, ma anche mi dà garanzia, cioè come la intelaiatura. Mi impedisce di andare fuori, quindi non mi lascia, mi ingabbia, però anche mi sostiene. L'impalcatura mi ingabbia, ma mi sostiene, quindi vantaggi e svantaggi. Quindi quando formalmente ha tutto, io prendo atto che se il legislatore mi dice che io devo fare una verifica solo cartolare, sulle dichiarazioni senza neanche avere la piantina, questo mi dice che in via Enrico Fermi al numero 196 al piano terra ho la disponibilità di un locale sotto la mia dichiarazione senza neanche produrre il contratto di vendita, di affitto eccetera, un locale eccetera dotato di questo, con la questione, è esattamente quello, signori, a cui arriveremo, dicevo a quelli più dietro, quando avremo il certificato igienico-sanitario, cioè il certificato, la attestazione igienico-sanitaria, che paradossalmente non ce la fa più l'amministrazione sanitaria, ma ce la fa l'architetto, il geometra, il tecnico, qua dice sì, attesto, che guardate bene perché è molto subdolo il discorso, perché la standardizzazione serve per rendere più ampia, come dico io, allo spagnolo di venire qua, all'olandese di aprire qua. Non è che l'architetto mi dice che è igienico-sanitario, perché oppure il geometra, oppure il perito edile negli edifici più piccoli, dice, sul perito edile io non vado a dire di igiene e sanità, qualche nozione, ma non mi sostituisco certo al medico. Io non ti dico questo, però io come sono competente a dirti che nella tabella 5 voci, 6 voci, 8 voci, non sappiamo quelle che mi dirà fuori il ministero, sta roba qua entra là, cioè tutto un discorso a tendine e a spunta. Andremo verso, cioè siamo già nel procedimento di questo tipo. È una attestazione igienico-sanitaria, neanche per sogno, non è un certificato, non certifica niente, certifica il carattere igienico-sanitario dei locali, non me lo certifica. Dice solo che la situazione corrisponde al numero 5, 7, 1, 27, 43 della tabella tal dei tali. Non è un giudizio di valore sotto la mia responsabilità,
ma è una dichiarazione di scienza, oggettiva e riscontrabile. Se la legge vi dice che voi dovete autorizzare sullo star del credere, vi dice che il modello vi dice che quando ha riempito quelle 4 caselle o quelle 5 spunte è a posto, è una non scia, per dirla in termini, quando in base alla documentazione prevista per legge e che vi è stata consegnata, non siete in grado, senza un accesso, di verificare la legittimità o meno. E quando è che è così? Perché è tutta, ma è sfumata. Non è chiara, è ambigua, non è univoca. Il modello dovrebbe impedire queste robe. Non ci facciamo illusioni, perché è chiaro che puoi prevedere 100.000 modelli, ma la realtà supera i modelli, ovvio. Già i modelli sono tanti. È stato molto criticato, lo facciamo casistico, come il codice civile, la vendita, il riporto, il mutuo, l'affitto, la locazione. Vendita con locazione? Ti vendo la casa ma me la tengo in affitto? La combinazione supera, quando parti con un modello casistico, i modelli lievitano e cresceranno sempre di più, questo è pacifico. Non di meno non copriranno mai tutte le esigenze. Quando è che una non scia? Lo ripeto, quando ha tutti i profili formali richiesti dal modello, ma dall'esame di quei profili formali voi non siete in grado di svolgere la valutazione che la legge vi chiede. E la conseguenza di questo è che il modello è stato mal compilato, che la rappresentazione della realtà non è univoca. Signori, sono le 13, noi vi ringraziamo e ci vediamo fisicamente online martedì 31. Grazie.